non si può dimenticare, almeno io non ce la faccio, perché succedono tutti i giorni, perché queste creature non hanno nessuna colpa, perché c'è una rabbia, una cattiveria, una crudeltà che è pazzesca, perché ci sono questi ragazzi che qualcuno non ha fatto prevenzione e sono fuori di testa, sembra di essere nel Far West. Questi ragazzi che per attirare l'attenzione deve per forza caderci il morto. Questi ragazzi che si uccidono tra di loro, questi ragazzi che non hanno famiglie, per chiamarle famiglie, genitori che non riescono più a riprendere quel dialogo importante, quel rispetto che si dovrebbe avere, perché non ce la fanno. Cercano di andare avanti come possono. Io un abbraccio a questa mamma Monica, perché se è vero che era il freddo e che nessuno sapeva, eppure quella diversamente giovane che abbiamo intervistato, io ho molto rispetto, voi lo sapete, per i diversamente giovani, ha detto qualcuno doveva aiutare questo ragazzo, questa mamma. In qualche modo lei cercava di farcela, ma da soli non si va da nessuna parte. E soprattutto quello che mi spaventa è questa crudeltà, questa rabbia che sento tutti i giorni, ecco, specialmente anche da certi politici che fanno parte di partiti che sono al governo e che vogliono fare la predica. Ma io mi domando dove stiamo andando, cosa vogliamo fare, perché siamo diventati così. Oggi è Natale, dobbiamo ricordare anche questi bambini, quanti ne sono morti, queste creature, queste famiglie con le guerre distrutte, non hanno più niente, dove vanno, cosa fanno. Eppure chi ha tanto è quello che è più arrabbiato, è quello che guai se tocchi qualcosa di suo, non so cosa, perché ognuno cerca di arrangiarsi come può. Io non vedo queste persone che vanno a suonare i campanelli per chiedere aiuto, non li vedo. Io non vedo queste persone arrivare ai banchi solidali a portare aiuti. Vedo invece la nostra società, le nostre famiglie, i nostri nonni, i nostri genitori che arrivano. Ringrazio anche quel, non so chi è stato, che abbiamo trovato sotto il presepio 2 borse della spesa enormi e 3 panettoni, perché il banco era chiuso, l'hanno messo sotto il presepio. Eppure io mi rivolgo invece a quelli che ancora non sentono, che abbiano il coraggio di guardare questo bambino e dopo a voce alta devono ripetere quello che dicono. Basta, non ne possiamo più, cosa possiamo fare? Non possiamo accogliere tutti. No, questo dovevamo accoglierlo, questi bambini dovevamo accogliere, perché può capitare a tutti di essere in difficoltà. Noi abbiamo la fortuna di vivere su un paese dove fortunatamente, grazie al mondo del volontariato, nessuno muore di fame, tutti si possono vestire, anzi anche bene, dico io, si possono riscaldare dagli aiuti che vengono fatti da privati, da aziende. Ma gli altri, pensate, l'ho detto anche ieri sera a Focus, che il mondo del volontariato è costretto a prendersi il commercialista, andare a scuola di volontariato, girare col commercialista, spendere soldi dopo che fai volontariato, perché esigono numeri. Cosa facciano di questi numeri, di questi nomi e cognomi? Nessuno ce lo dice, trasparenza non c'è. Io so solo che è una cosa indecente quella che viviamo noi del mondo del volontariato. Questa giustizia che non arriva, questa certezza della pena che non c'è. E allora dove andremo a parare? Ne parleremo con un ospite graditissima che è Monica Poli, volontaria, tanto per cambiare, Comitato Cittadini Non Distratti. Monica, ti ringrazio veramente di essere qui. Monica, tu vivi a Venezia, grazie, però nel mare. Vedendo questa foto di questo bambino, cosa hai provato, Monica? Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sofferenza, tanta sofferenza, cioè non si può commentare sinceramente. Bisogna iniziare a essere più solidari con tutti e capire i motivi.
Monica, cosa sta succedendo a Venezia e com'è la situazione? Tu sei in prima linea, tu ci hai messo la faccia, tu rischi anche di tuo. Ecco, com'è la situazione? Io sono convinta che si potrebbe intervenire. Qualcuno non vuole intervenire anche per paura a volte, perché ci sono, io come l'ho detto, che rincorriamo questi che arrivano nei barconi che non hanno neanche gli occhi da piangere, poi abbiamo le bande dall'est che arrivano, che razziano i paesi, che mettono fuoco e fiamme i paesi, in 2 ore sono tornati a casa e nessuno li ferma. C'è qualcosa che non mi torna, a te torna, Monica, prego. No, non mi torna, e qui ho la possibilità di dire una cosa, che allora noi abbiamo queste bande di borseggiatori, sappiamo benissimo che la riforma Cartabia ha fatto più danni che come si può dire, ha fatto solo che danni. Il problema che io mi sto accorgendo in prima persona, ne sono testimone, noi abbiamo sempre detto denunciate. A me in 1 mese e mezzo mi sono arrivate 3 archiviazioni. Allora, io mi chiedo, è vero, hanno depenalizzato i reati, ma le leggi ci sono. Noi abbiamo un codice di procedura penale. Il problema è l'applicazione delle leggi, la certezza della pena, ma l'interpretazione, come vengono interpretati. E questa è una cosa, io ho piena fiducia dei magistrati, però quando si archiviano, e una delle più clamorose, che adesso qui lo dico, la famosa denuncia fatta per atti osceni, borseggio, ingiurie, spintoni, mi viene archiviata. Mi viene trasformato un atto osceni in un illecito amministrativo, perché non era in un luogo pubblico vicino, diciamo, a scuole, perché è stato trasformato anche quello. Però con noi c'era una minore, c'era anche il nome di un testimone sulla denuncia, e questa cosa qui viene archiviata. Allora, se non si crea un precedente, se nessuno, io mi chiedo il perché non vengono applicate le leggi in maniera a me viene da pensare che quel cartello, la legge è uguale per tutti. Non è vero. Non funziona. Sentiamo il nostro funziona. Rinaldo da Venezia, così liberiamo il centralino, poi andiamo avanti con Monica Polli. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a Monica intanto. Intanto ti saluto, te l'ho visto ieri sera, che ieri sera ti ha fatto straordinari. Ti deve dare una bella lezione ai politici, ai signori politici, ieri sera ti ha sistemati. Chissà che già vi imparare, va bene, a fare qualcosa di buono con quello che ti ha insegnato. E dopo Monica, vuoi dire, cara Monica, sono veneziano, sono stato 80 anni a Rialto in mercato, perché sono nato va bene, e quel putello che ti ha fatto vedere 60 anni fa a San Silvestro, che abbiamo a fare una marciaria di un amico, va bene, e vedere i putelli che giocavano un filo, la gente cascava in acqua, sa che se fa una marciaria a Venezia, che c'è un casino, ti gira di qua, gira di là, la gente in acqua si gannerà. Deve passare 60 anni, che è la figura del figlio che dopo io l'ho portata in terra, e io guardo qui, erano sempre davanti agli occhi. E è una vergogna quello che siamo Dio a fare con tutta questa gente che proprio non gli interessa niente a nessuno. È un'indifferenza che c'è una roba, una volta quando a Venezia erano poveretti, ma erano buoni. Per esempio in mercato, anche a Rialto, se parlo di 60 anni fa, andava le grata, c'era qualcuno che andava a Tacuini, ma c'era povera gente proprio, qui giappava, se gli dava una cigara e qui non andava più, dopo magari veniva
e se gli dava una mano, se gli dava una borsa di roba da portare a casa. Non vedeva tutta sta cattiveria, lo sa benissimo. Alle 3 di notte ti puoi da dove che ti volevi, nessuno che stasera in passo e non si è mai nato niente. Adesso gli fa schifo, a Venezia gli fa schifo, gli ha rovinata. Una volta, va bene, in riva del Vin, dove che sei traghetto, ti vedevi il ponte del Rialto, ti vedevi poi la Scainara. Adesso con tutti i prati attici e quello che gli ha fatto, gli ha rovinata, gli ha venduta. A decari per i veneziani, ve ne sarebbe 3.000 case da mettere a posto. Gli ha preferito fare il bosco dello sport a spendere 400.000 euro e la gente in strada. I veneziani se andai via da Venezia, perché una volta chi che aveva soldi comprava le case 1 milione, 2 milioni, gli dava sfratto e le vendeva. Questa è politica che gli ha mandato via i veneziani stanno a Venezia, l'ha capito? Perché uno che è nato a Venezia può andare a Milano, ma è sempre veneziano, resterà sempre veneziano. Cara Mirella, ti passo tanti auguri per tutte le robe che vada bene e per tutta la gente che ti telefona. Le auguro che tutti i suoi bei problemi vengano risolti e la Befana che porta tanta salute. E saluto i tuoi fiori che ti dà telefono, che ti dai bravi fiori, ti dà pazienza, ti educati e le faccio tanti auguri a tutti. Monica, so quello che ti fa, brava e continua. Quello che non capisco è che qualche veneziano non è così a date una mano. Ciao Mirella, ciao Monica e buone feste a tutti. Ciao. Grazie caro Rinaldo, penso anche i nostri tecnici abbiano piacere di questi auguri, di queste parole, perché veramente siamo una bella squadra, siamo una grande famiglia. Qualcuno comincia a copiare anche questo nome che abbiamo proprio noi iniziato a dirlo, questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta. Vedete che funziona il nome famiglia, però noi non lo facciamo funzionare per il business, noi lo facciamo funzionare per aiutare le persone, che è un'altra cosa. Però vedete come si inizia proprio a parlare di famiglia. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato Monica Poli, uno dei tanti video. Andiamo a vedere Pestaggi Monica Poli. Questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza, dandomelo in pieno viso. Prima lo spray al peperoncino, poi le botte. Questa volta Monica Poli, dei cittadini non distratti, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono le 17:30 quando le viene segnalata la presenza di 2 borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava sul lato di Piazzale Roma. Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Queste qua erano già 2 ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Una ha estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato, diciamo, a metà viso, non mi ha preso gli occhi. Attorno iniziano a radunarsi diversi passanti, tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che cercano di fare da pacere in attesa delle forze dell'ordine, ma la situazione degenera comunque. E una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. È partita proprio di cattiveria e io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Monica Poli ha ancora dolore al viso, in fronte a un bel bernocolo le fa male una mano, ma non intende mollare, come gli altri cittadini non distratti che da anni si battono contro un fenomeno, quello dei borseggiatori, che nonostante gli sforzi rimane sempre grave. Noi cittadini non distratti, allora, oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana, avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto.
Intanto grazie Monica e un abbraccio da tutti noi per il coraggio che hai, proprio non è semplice, ecco, entrare nel vivo della situazione, bisogna avere coraggio e di sicuro a Monica non manca, però qualcuno dovrebbe intervenire. Possibile che nel 2024 non possiamo fermare i borseggiatori o le borseggiatrici? Io me lo domando veramente, se è proprio così impossibile, non ci sono le forze dell'ordine, però quando vediamo una partita di calcio penso che i poliziotti non si contano neppure, oppure anche una dimostrazione nelle piazze. Allora come mai non si riesce, ecco, sapendo il problema, fermare e mettere in sicurezza le persone? Pensate anche che figura facciamo in giro per il mondo poi quando questi turisti arrivano a casa senza documenti, senza più niente, perché ci sono queste situazioni con i borseggiatori e le borseggiatrici. Io non ci credo che non si possano fermare, Monica. C'è qualcuno che forse questo sistema va bene, perché proprio non riesco a capirlo. Abbiamo Maurizio da Are, poi sentiamo Monica. Vai Maurizio! Allora Mirella, ciao intanto e buongiorno alla signora Monica, che è da fare un plauso grandissimo per quello che sta facendo, rischia nella sua persona. Niente, io ne approfitto intanto per fare gli auguri a te Mirella, grazie. A tutto quanto il tuo staff, a tutto il banco alimentare che hai. Che oggi è aperto, e ringrazio tutti i volontari, grazie. Allora Mirella, volevo dire a proposito di questo fenomeno che si sta ingigantendo anche nelle parti di Milano, nelle parti di quasi mezza Italia, anche a Roma ho sentito che ce ne sono di queste situazioni. Allora io vorrei capire soltanto una cosa, perché non intervengono a gamba tesa la polizia per fermare e bloccare queste persone? Perché è un fenomeno che si sta allargando, non so se riusciamo a capire. Ecco, le leggi purtroppo io non vorrei che siano a favore di queste persone, perché sarebbe una bestemmia quello che sto dicendo, mi auguro che lo sia. Però il discorso è che non vengono protetti in questo caso i cittadini inconsumi che possono essere praticamente aggrediti e naturalmente derubati da queste persone. Allora io comunque niente, mi fermo qua. Voglio salutare tutti quanti ancora voi e niente signora, un plauso a lei grandissimo, a lei anche, ci sono anche dei colleghi a Milano che la stanno seguendo in questo caso. Sì. Ecco, ok, buona giornata a tutti e tanti auguri ancora. Grazie a te Maurizio, prego Monica. Allora, guarda Mirella, io ho fatto un'intervista 15 giorni fa a livello internazionale. E proprio loro, la giornalista, perché è uno dei canali network più grossi al mondo, hanno chiesto, volevano delle informazioni. Anche, ti dico, a me avevano chiuso TikTok, però hanno chiesto informazioni ai vari avvocati di TikTok e ai vari organi competenti a livello europeo riguardo a questo fenomeno e non gli sono state date risposte. Allora, io credo che dietro ci sia qualcosa di molto più grande di quello che è il fenomeno, anche perché il fenomeno si sta allargando, già sappiamo a livello europeo, però ci sono giunti video addirittura delle stesse persone di nazionalità addirittura in Florida, in America. Non so cosa stia succedendo. Allora, riguardo qui in Italia sappiamo benissimo che noi cittadini stiamo pagando una malpolitica degli ultimi 20 anni, perché questo bisogna dirlo, riguardo la giustizia. E a pagarne adesso con la riforma Cartabia sono i cittadini. Io non mi sento, sono sincera, allora, anch'io avevo un'idea riguardo alle forze dell'ordine. Adesso come adesso, allora, sappiamo benissimo che le forze dell'ordine sono sotto organico, ma di tante persone. E, non si ha neanche una stima di quante persone dovrebbero essere assunte, che nell'ultimo ventennio non sono mai state assunte. Adesso a goccette qualcosa si sta facendo. Le forze dell'ordine hanno le mani legate.
Sì, ma abbiamo anche gli eserciti, Monica, possiamo impiegare anche gli eserciti, visto che c'è questa emergenza. Certamente. Io su questa cosa qui sono pienamente Cioè, cosa facciamo i soldati dentro nelle caserme? Vogliamo impiegarli, visto che sono anche pagati? Io su questa cosa qui sono pienamente d'accordo, anche perché c'è il fenomeno dei borseggi e ci sono fenomeni di microcriminalità che ormai sono fuori controllo. Poi si rischia la vita in certe situazioni, bisogna assolutamente impiegarli. Non si può continuare ad aver paura di uscire di casa perché non sai chi incontri. È una cosa che io non ci sto veramente. Abbiamo Sandra da Padova, Monica, poi continuiamo, sennò si cade la linea. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno alla stupenda signora Monica, perché io ho visto tutti i servizi e devo dire che ha un coraggio di ferro, non so se io l'avrei, a parte l'età. Ieri sera ti ho visto Mirella e devo dire come al solito i complimenti per la tua forza che hai di dire le cose come stanno. Poi il discorso mi ha colpito molto, un messaggio, sai che mettono in onda i messaggi della gente che dice quello che pensa, bene o male, e c'era un messaggio che diceva che questi ragazzi, riferiti purtroppo alla morte di quella creatura, dico creatura perché anch'io ho un figlio e mi viene da piangere a pensare come è stato massacrato. E c'era questo messaggio che diceva di fare il servizio militare. Io credo che questi ragazzi 3 mesi di servizio militare gli farebbe molto bene, imparerebbero la disciplina, imparerebbero le regole e penso che, secondo il mio punto di vista, sarebbe molto favorevole la cosa. Dopo ho sentito anche ieri sera, Mirella, adesso dicevate del discorso delle forze dell'ordine e hanno le mani legate, è vero. Poi i militari, ma io sento nelle varie trasmissioni, perché lo sai, io seguo tutto, che c'è una parte, dico di sinistra perché è inutile nascondere le cose, che dice no, ma non si può mettere le forze. Allora, finché avremo, come ha detto Monica, scusi se le do del tu, che abbiamo una parte politica che va contro queste cose, non so a quale scopo, io credo che sia solo per una forma elettorale, scusami Mirella, perché portare avanti certi fatti porta solo beneficio per i politici. Allora, bisognerebbe tutti, purtroppo la gente, Mirella, devo dire anche una cosa, ha la memoria corta. Tu hai fatto vedere sto bambino che, guarda, è terribile quello che è successo e quello che succede continuamente. I bambini non hanno razza, i bambini sono bambini, che siano neri, bianchi, celesti, non ha importanza. Ma è chiaro che c'è un business anche lì, Mirella, perché ci sono i scafisti e li fanno pagare e sta gente disperata. Poi è chiaro che in mezzo c'è anche il delinquente, perché hanno aperto le carceri, bisogna anche dirlo, hanno aperto in Tunisia, in Egitto, in Libia le carceri. Dunque le carceri, ci sarà stato quello che è stato dentro per stupidate, ma ci sono anche gente che hanno fatto delle cose atroci. Allora, se non c'è stata una prevenzione, Mirella, come dici te, adesso siamo alla frutta. Allora, cosa bisogna fare? Bisognerebbe che il popolo cominciasse a fare non le manifestazioni così col cero, che sì, fa bene, ma fino a un certo punto bisognerebbe imporsi. Purtroppo, Mirella, la gente non ha voglia di mettersi in gioco. Io vedo a Padova, perché Padova è pericolosa. Sandra, devo chiudere, se no non ce la faccio. Di coraggio, io ce l'ho, però sai,
ho un'età, dunque ho anche paura. Grazie Sandra, devo interromperti perché sennò non ce la faccio. Comunque sei stata chiara, ti ringrazio anche per il supporto che mi hai dato anche vedendo ieri sera quel focus e quello che ho detto, perché il problema è che qualcuno non vuole ascoltare. Tu hai detto l'opposizione, ma l'opposizione fa l'opposizione, ma c'è qualcuno che governa e che comanda. E allora io penso che se prima si diceva, come lo dico spesso, è la sinistra troppo buonista, adesso c'è la destra, però più di qualcuno, anche dalle telefonate che arrivano, vorrebbe un pugno più di ferro sulle cose necessarie, che è la sicurezza. Non è possibile che noi dobbiamo pagarci noi anche la sicurezza, ma le tasse nostre dove vanno a finire? Ma dove vanno a finire tutti i soldi che paghiamo? Perché noi vorremmo anche un po' più di trasparenza, ma come dobbiamo pagarci anche questi comitati di controllo, questi agenti, queste persone per tutelarci? Ma vi rendete conto? Uno ha un'attività e deve pagare una guardia giurata, deve pagare veramente una guardia del corpo per mettere in sicurezza il suo posto di lavoro. Ma non esiste! Ma non esiste! Cioè qui bisogna che qualcuno intervenga, hanno il pugno di ferro, i cittadini vogliono il pugno di ferro sulla sicurezza, che lo applichino, perché non lo applicano? Dove vogliono applicano quando si mettono in testa di fare una cosa e non ce n'è per nessuno. Cosa dici Monica? Guarda Mirella, come ti ho detto prima riguardo le mie denunce, se non, diciamolo, se le procure non partono, cioè l'impulso deve venire anche da loro, perché non si può. Io ti faccio il famoso caso, una sentenza di Cassazione che mi libera un spacciatore perché l'unico sostentamento per vivere è spacciare. Questa è una cosa vergognosa. Diciamo le cose come sono, perché questa è la realtà. Se non si creano precedenti, le leggi ci sono. È come si interpretano. No, ma scusa Monica, Monica, scusa un attimo, ma è come si interpreta? Perché vuol dire che la legge non è chiara e interpretabile, l'hanno fatto apposta. Allora se fosse molto chiara e solo quella si applica, non saremmo a questo punto. Ecco. Ma è come viene letta, come viene interpretata dal singolo. Se la legge dice A, deve essere A, non può essere né B e né C. Esatto. Questa è la realtà, perché quando io denuncio ci sarà cioè queste persone sono tutte recidive, che vivono qui da 20 anni, nulla tenenti, possibile, con precedenti. Abbiamo Antonio da Quarto d'Altino, Monica, poi continuiamo, devo andare anche in pubblicità. Vai Antonio. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno. Alla tua ospite, alla quale diamo la nostra solidarietà, sia io che mia moglie. Voglio soltanto stemperare un attimo l'animo di tutti, augurando che veramente tanta serenità, perché ce n'è bisogno, e con la bontà si otterrà tutto, perché se noi andiamo dietro a certe correnti non ci siamo. Quindi voglio farvi tanti auguri di serenità per queste festività e vi ringrazio. Grazie, ci sentiamo. Ciao, grazie veramente Antonio, è vero quello che dici, però è anche vero che non si può aver paura di uscire alle 16 del pomeriggio, non si può aver paura di rimanere in casa nonostante gli allarmi tutti, perché questi ti arrivano e quando arrivano non sai cosa succederà e non puoi difenderti, perché non puoi difenderti in casa tua, questa è la realtà, devi aspettare che arrivino le forze dell'ordine, quando arrivano questi sono già spariti e straspariti, magari ti hanno massacrato di botte, tu devi stare là fermo, immobile, prendere tutte queste e che ti vada anche bene, che non ti ammazzino, anche come è già successo in occasione, perché funziona così. No, non può funzionare così e noi dobbiamo dirlo e loro devono agire, perché sono stati eletti e per quello sono stati eletti anche per mettere in sicurezza il paese. Pubblicità. Abbiamo Giancarlo da Treviso. Ciao Giancarlo. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Auguro anche gli auguri di buon anno, di buon Natale a tutti. E io volevo solamente dire che secondo me
la gran colpa è di una parola che è bella, però in Italia non funziona, la parola buonismo. Allora, anni fa, e questo è venuto fuori su tutti i media nazionali, questo ha denunciato l'avvocato Bongiorno, che non è l'ultima arrivata sicuramente, ci furono delle intercettazioni telefoniche in cui si sentiva chiaramente o il loro paese che andiamo in Italia perché tanto il rischio è poco e riusciamo a farci le belle ville da noi. Questo è proprio, l'hanno intercettato, il rischio tanto sai che li mandano fuori perché i poverini hanno il disagio, eccetera eccetera. Questo per quanto riguarda a livello nazionale. Dopo mi viene da ricordare quando diceva la mia cara mamma, che ieri abbiamo salutato per l'ultima volta, e lei diceva c'è questo buonismo anche con i bambini, i ragazzi. Lei diceva sempre che sua mamma era un pezzo di pane, però guai se arrivavano lamentele da parte dei vicini, dal maestro, dal prete, perché erano botte, non con cattiveria, però esatto. Quindi c'è troppo buonismo, non si può andare avanti così, ognuno fa quello che vuole e basta, questo volevo dire. Questo ci ha creato dei grossi problemi, si continuerà a creare problemi, quindi la signora è bravissima, la nostra amica in studio, però purtroppo là ci vorrebbe veramente fargli provare, come in certi paesi, lavori forzati, come fanno in Oriente, lavori forzati a far su strada, a pulire i fossi, vediamo, forse cambierebbero idea e magari anche i giovani annoiati troverebbero da passare il tempo. Ringrazio e auguro un buon Natale a voi. Grazie caro Giancarlo, anche a te e famiglia, grazie, sono molto graditi gli auguri che fate. Allora Monica, cosa dici? Questi cittadini sono arrabbiati, anche loro vorrebbero più sicurezza, possibile che non riusciamo a fermare? Perché vedi, quello che non si riesce a capire è che poi non sono tantissimi. Cioè in una città come Venezia, una città come Treviso, non è che ne trovi uno ogni passo che fai, ci sono. Eppure non si riesce a capire perché qualcuno non li ferma. Non vorranno mica dirmi che non hanno gli strumenti per fermarli? E no, Monica, non ci sto, per carità, le forze dell'ordine sono in crisi, ma abbiamo gli eserciti, abbiamo il mondo del volontariato che può anche aiutare. Perché non si coinvolge anche il mondo del volontariato? Perché siamo in tantissimi, solo che tutti fanno tutto e non riusciamo più a capire chi fa cosa. Se invece facessimo anche noi, capissimo quando è veramente da mettere la protezione civile, non abbiamo la protezione civile, ce n'è una parte anche di pagata, cioè l'emergenza non è mica solo quando esondano i fiumi, o sbaglio Monica? No, guarda, io sono pienamente d'accordo, abbiamo sempre lottato, io e te siamo in sintonia su questa argomentazione. Io ho sempre detto, anche per Venezia, usare la prevenzione perché parlo di Venezia perché è una città piccola, è una città che ha 2 punti d'accesso e qualcuno dopo anni e anni e anni ci ha ascoltato perché hanno messo, ed era una cosa che bisognava fare prima, i famosi tornelli in ferrovia. Anche perché noi avevamo, io ho detto, ho anche dichiarato, non si risolverà al 100%, ma al 70%, perché quello che sta e che stava succedendo in ferrovia a Venezia, oltre ad avere i borseggiatori, avevamo episodi di microcriminalità, tra furti nei negozi, gente che saliva, abbiamo sempre sentito anche le varie aggressioni Vediamo anche le immagini, la regia, intanto che Monica parla, le immagini dei borseggiatori, per cortesia, intanto che Monica racconta. Prego Monica. Alle ferrovie dello Stato, ma ti posso assicurare che c'erano personaggi che salivano anche alle 7:30 di mattina chiedendo soldi, magari ai pendolari e tutto, e se non glieli davano
questi venivano anche... Ma scusa Monica, una cosa che noto, ma quando voi fermate queste persone, le individuate più che fermate, ecco come finisce? Queste se ne vanno tranquillamente in giro per Venezia dopo, se le forze dell'ordine non riescono ad arrivare in tempo a fermarli? Il problema, ecco, perché il problema, allora, noi non siamo tipo in una città come Milano, allora, a Milano il problema è concentrato dentro la metropolitana, a Roma lo stesso. Qui a Venezia purtroppo è un labirinto, noi le chiamiamo, noi segnaliamo tutto, sappiamo che ci sono anche le squadre antiborseggio, però il problema è, li fermano, li guardano, se hanno il foglio di via o d'aspo, gli fanno la denuncia, questi vengono fuori, dovrebbero allontanarsi e sai cosa ci fanno? Perché è successo? Ci mostrano la denuncia e ce la sbattono sul viso a noi. A tanto non ci fanno niente. Questo è quello che può fare le forze dell'ordine. Cioè loro sfidano le forze dell'ordine. E ti dico, quando noi le chiamiamo, che loro arrivano, cioè noi per legge non possiamo trattenerli, possiamo magari seguirli, ma questi sono velocissimi. Questi hanno la mappatura di Venezia dentro la testa. Neanche io conosco Venezia bene come la conoscono loro. Allora andiamo a vedere anche Monica Poli, scattolettisti, poi salutiamo anche l'ospite che è arrivato, ma spero che si fermi nella seconda parte perché ormai abbiamo finito anche la prima. Andiamo a vedere Monica e scattolettisti. Attenzione pickpocket! Da attenzione pickpocket a e se gioco io, dai, andiamo dai. Monica Poli, famosa per la sua lotta insieme al gruppo dei cittadini non distratti contro i borseggiatori a Venezia, ha intrapreso una nuova battaglia, quella contro gli scatolettisti, posizionati sui principali ponti della città. Ormai mi chiamano anche loro pickpocket, mi riconoscono, si alzano e vanno via. Ecco, l'ho già fatto 2 volte, continuerò a farlo, perché purtroppo per loro, anche se le forze dell'ordine, perché vengono fermati, perché abbiamo anche letto sui giornali, c'è solo una multa per violazione del suolo pubblico e il sequestro magari della pallina o dei soldi, però per affrontare questa tematica sinceramente ci vuole poco. I ponti sono 4 dove loro vanno. È l'esasperazione che ha portato Monica a lottare contro il degrado a Venezia e i truffatori se ne guardano bene dal contrastarla. Lo faccio perché amo la mia città e amo i turisti, perché logicamente bisogna tutelare i turisti, bisogna tutelare i cittadini e quindi è una cosa che ci viene dal cuore, ecco. Così come la lotta ai borseggiatori, che ha dato ottimi risultati. Abbiamo visto, grazie all'ex prefetto di Bari, alla task force che c'è stata da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine, una diminuzione dell'80%. C'è sempre qualcuno che arriva. Logicamente noi diciamo massima attenzione soprattutto anche negli autobus, però continuiamo a monitorare. Ieri ad esempio ce n'erano 2 arrivati in stazione, subito fermate, portate via dalla Polfer, che ringraziamo, e diciamo che ogni stazione credo che sia una delle stazioni più pulite tra virgolette delle città d'Italia, si può stare tranquilli. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno alla signora. Niente, complimenti signora, però ci vorrebbe più gente come lei. Io vi ho telefonato per farvi tanti auguri di un buon Natale a tutti quanti, specialmente alla salute. Grazie, arrivederci e buona giornata. E noi ricambiamo gli auguri di Nadia, la nostra Nadia, grazie veramente per questi auguri, come ripeto gli auguri fanno piacere, ecco, sono sentiti specialmente dalla grande famiglia, perciò poi capite che la Mirella è contenta perché arrivano poi i messaggi alla Mirella e dico che bella questa, salutami Rinaldo, salutami la Nadia, si parlano tra di loro, proprio bello e grazie. Allora Monica, ormai siamo in chiusura, cosa vuoi dire?
borseggiatori qui a Venezia ci sono, anzi fate attenzione perché sono nei bus di Mestre e mi raccomando anche quando, soprattutto per i mestrini, quando ci sono i giorni di mercato. State molto attenti. E ci sono anche qui, anche se c'è un attimino un po' meno, perché si muovono verso il primo pomeriggio. Ecco, massima attenzione perché noi continueremo a vigilare e continueremo a battersi perché noi, come abbiamo sempre detto, rivogliamo la procedibilità d'ufficio, però ci deve essere anche da parte delle procure un cambiamento. Senti Monica, perché... mi hanno chiesto di chiederti, ma come funziona se un veneto viene a Venezia? Si deve accreditare, non deve pagare, ma si deve accreditare? Spieghiamo perché guarda che la confusione regna sovrana. Prego Monica. Riguardo al ticket d'accesso? Sì. No, sì. Non c'è, per il momento non c'è. Meno male. Non c'è, si può venire a Venezia tranquillamente. Ecco, avete capito? Solo massima attenzione anche qua per i borseggiatori. Ecco, massima attenzione. Mi raccomando, una cosa importantissima, perché noi lo stiamo dicendo, al limite faremo un video. Quando fate i biglietti alle macchinette elettroniche davanti ai pontili, fate attenzione a chi avete dietro, perché noi abbiamo un episodio di 2 giorni fa, 2 borseggiatori hanno fatto finta di aiutare un signore italiano mentre digitava anche il PIN. Ecco, purtroppo massima attenzione, e gli hanno portato via il portafoglio. Hanno cercato di usare il bancomat, ma per fortuna non ci sono riusciti. Ecco, allerta chi avete dietro quando fate il biglietto nelle macchinette di ACTV. Ecco, questa cosa qui è importantissima, perché loro ci sono sempre, non si riconoscono perché sono persone normalissime, cioè non hanno, sono uomini accompagnati da donne, sono esperti, sono ladri, sono criminali, ok? Massima attenzione e non guardano in faccia a nessuno, soprattutto le persone anziane e disabili, che questa è la cosa che mi fa andare via più di testa. Scusate, ma è una cosa, mi viene rabbia quando viene sottratto un portafoglio a una persona disabile anziana, vuol dire non avere un minimo, cioè sono criminali che stanno bene a casa loro. Perché senti se fosse Monica, per me... che letterina scriveresti o hai scritto a Babbo Natale, cosa vorresti per il 2025? Allora, per il 2025, anche se so che sarà una cosa impossibile, il ritorno della procedibilità d'ufficio, più sicurezza nelle strade, nelle città, cosa importantissima, ed essere più buoni tra noi, perché io vedo che c'è tanta indifferenza, poca solidarietà, tanto menefreghismo, cioè non lo so cosa stia succedendo. Io chiedo questo, essere il rispetto tra noi, che quella è una cosa che veramente sta mancando. Il rispetto, soprattutto anche, ecco una cosa anche è una tematica che io non ho mai affrontato, ma essendo mamma lo so che siamo tutti, cioè tutti si lavora, non si arriva a fine mese, però seguire i propri figli, seguiteli perché credo che il Covid, i 2 anni di Covid, anche verso gli adolescenti che hanno vissuto in un mondo virtuale, abbiano creato problemi. Non lasciate, cioè parlate con i vostri figli,
Ecco, grazie a Monica Poli, veramente grazie di essere stata con noi, buon Natale veramente da tutti noi, da tutta la tua squadra, che so che non sei da sola, speriamo che aumentino di più e che qualcuno riesca a capire che forse è il momento di intervenire, visto che abbiamo l'esercito, la protezione civile, il mondo del volontariato, perché le forze dell'ordine sono quelle che sono, perciò dobbiamo arrangiarci con quelli che abbiamo, ma siccome queste figure sono anche pagate, io penso che se c'è una necessità vanno anche impiegate nel territorio anche per altre emergenze come questa. Grazie Monica Poli. Buon Natale a tutti. Grazie, saluto anche Franco Nicoletti, finalmente si è collegato con noi, ma lo faremo nella seconda parte. Franco, ti ringrazio, Presidente Comitato per la tutela delle Grave di Ciano, grazie di essere con noi. Pubblicità. Ed è a Babbo Natale che ringrazio, che anche quest'anno è venuto a trovarci, è qua seduto vicino alla Mirella, eccolo qua, un Babbo Natale che deve spiegare cosa sta succedendo. Questa letterina che magari questo bambino avrebbe scritto a Babbo Natale, chissà quali sarebbero stati i suoi desideri, chissà. Eppure questo bambino, come tanti altri bambini, non ha avuto la possibilità di scrivere più a Babbo Natale, perché non ci sono più, per l'invidia, la cupidigia, la stupidità, l'ignoranza, la cattiveria di qualcuno che dovrebbe proteggerli. Allora io ringrazio Babbo Natale, ringrazio anche Raffaella Buziol, Presidente Associazione La Voce di Lisa, di essere con noi. Grazie Raffaella. Penso che Raffaella si meriti anche lei più di un Babbo Natale dopo quello che ha cercato di fare per aiutare questi bambini, e invece anche lei paletti a non finire, tanto è vero che deve girare con l'avvocato per difendere la sua famiglia e i suoi bambini. E ringrazio anche Franco Nicoletti, eccolo qua Franco, Presidente Comitato per la tutela delle Grave di Ciano. Allora Babbo Natale, hai visto questo bambino in ricordo di tanti bambini, perché a Natale non è che possiamo dimenticare questi bambini come sono morti e quelli che stanno soffrendo continuamente per l'avidità di qualche uomo, non sono tanti, ma questi dittatori che a loro non basta mai quello che hanno, e voglio sempre di più, ecco, invadendo, arraffando, facendo di tutto e di più, però dove muoiono tantissime persone che non c'entrano niente perché loro sono al sicuro. Babbo Natale, cosa vuoi dire di questa foto di questo bambino che rappresenta tanti bambini, tante creature? Questo bambino, che sicuramente lui non ha nessuna colpa di nessun tipo, se ce l'hanno i governanti, i genitori, gli amici, i passeur che cercavano di farlo passare, e quello lì è stato in Turchia, quel fatto lì. Io ho in mente i bambini di Gaza che vengono bombardati, non so per quale colpa, ho presente i bambini dell'Ucraina che vengono bombardati, ho presente i bambini del Sud Sudan e di tanti altri posti dove, guardate, la guerra non ha nessun senso, cioè nel senso che alla fine della guerra chi è che ha guadagnato qualcosa? Sono morti un sacco di ragazzi giovani, qualche famiglia, e chi stava meglio prima della guerra, dopo la guerra stava peggio di chi stava peggio prima della guerra, e quindi non ha molto senso. Pensiamo a queste flotte di migranti che girano per l'Africa, di cui
una parte arriva sulla costa, molti muoiono nel deserto e poi quelli che non muoiono nel deserto fanno una traversata senza avere nessuna cognizione nautica, no? Con delle barche improbabili, e con tutti i governi sia africani che europei che lasciano fare. Io non so qual è la soluzione, sicuramente non è quello che sta succedendo adesso. E poi vengono qui e ovviamente non hanno nessuna prospettiva perché non sono... Cioè è vero che qui c'è bisogno di lavoratori, ma lavoratori che abbiano un mestiere, non persone che non lo hanno. Tutta questa cosa qui è un problema molto più grande del riscaldamento, molto più grande di tante altre cose, perché parliamo della vita di soprattutto giovani e bambini che non sanno. Cioè non è che loro hanno un progetto, loro stanno scappando da qualcosa, anche solo dalla povertà, ma non sanno dove vanno. Gli immigrati italiani che andavano in America, che l'America va dalla Terra del Fuoco all'Alaska, ma non sapevano dove andavano, e loro vengono in Europa più o meno con queste cognizioni geografiche. E non si può che soffrire davanti a questa situazione e pensare quale può essere la soluzione. La soluzione non è semplicemente l'accoglienza qua, bisogna fermare il fenomeno. C'era una bellissima vignetta l'altro giorno in internet, che c'era un signore di colore seduto che scriveva la letterina a Babbo Natale, che scriveva, dice: caro Babbo Natale, tu che vieni dai paesi ricchi, no? Vorrei un regalo, dice, per Natale, smettetela di portarsi via tutto. Allora, Babbo Natale, io ho queste lettere che sono arrivate al Banco Solidale, che io leggo tutte le mattine per rispetto di queste persone. Ecco, io vorrei che tu ne leggessi 2, ecco, perché caso. Giustamente sono rivolte, e fare gli auguri a caso, perché è tutto a caso. Qui c'è un biglietto che dice tantissimi auguri. Questi biglietti sostengono la missione di Green Cross. Buongiorno, dice il nome, della Costa d'Avorio. Vorrei prima di tutto ringraziarvi per il vostro lavoro e incoraggiarvi. Non ho niente di male a rimproverarvi, ma solo a volte c'è un po' di ritardo, ma non è cosa molto grave. Potete migliorarlo, però avete una buona squadra. Grazie per l'aiuto che ci date. È il mio primo anno e spero in tanti altri anni con voi. Vi auguro un buon Natale. Io spero che fra qualche tempo non abbia più bisogno del banco, nonostante che sia simpatica. Sì, dai, Babbo Natale. C'è una bambina che si scrive, no, Dumbia. Da quando ho iniziato ad andare da voi sono molto felice. Sono 2 anni che vado da voi e ogni momento che vado trovo le persone che sono molto gentili. Le cose che ci ha dato fanno piacere. Vi ringrazio per il vostro sostegno, veramente grazie. Vi auguro un buon Natale. Allora, queste 2 letterine, adesso salutiamo anche gli ospiti perché andiamo avanti fino a Pasqua, fino a leggere le letterine. Allora, Raffaella Buziol, ecco, cosa vuoi dire? Guardiamo anche cosa è successo ieri a casa di Raffaella, dove questa meraviglia di famiglia ha avuto la sorpresa. Andiamo a vedere. Chi è arrivato, Raffaella, ieri? È arrivato Babbo Natale ed è stata una sorpresa meravigliosa, perché i miei figli ci tengono moltissimo a Babbo Natale, loro sono adottati, arrivano dalla Russia e quindi hanno una tradizione molto importante di Babbo Natale. Babbo Natale sa realizzare tutti i desideri, tutti i sogni, però sa anche dare le regole, sa portare gioia nel cuore, sa regalare quel momento di felicità che poi te lo ricordi per tutto l'anno, perché è un attimo, però lo aspetti molto. Non ti aspetti mai quando Babbo Natale bussa alla porta o scende dal cammino, e ieri abbiamo avuto questa meravigliosa sorpresa, e visto che è a fianco a me Babbo Natale non posso solo che dire un grazie. Però io volevo dire grazie a questa grande famiglia, a te Mirella, a tutti voi telespettatori, a tutti voi che in qualche modo portate una goccia in un oceano che è veramente grande. Noi abbiamo avuto la possibilità di essere supportati da uno studio legale per i diritti dei miei figli,
e quindi grazie perché in questo momento mai mi sarei aspettato un momento così di gioia. Allora salutiamo intanto che Raffaella si riprende dall'emozione, ma l'emozione è dovuta dopo quello che ha passato. Salutiamo il nostro Franco Nicoletti, ma lo salutiamo prima con un video, questo video che lui ha portato che riguarda una cosa molto bella che è l'ambiente. Andiamo a vedere le grave di Ciano. Per me il paesaggio è prima di tutto trovarmi davanti a una grande offerta e un immenso donativo che corrisponde all'ampiezza dell'orizzonte. Nonostante venga continuamente ferito, ci raccoglie sempre. Allora bisogna sempre amarlo. E saluto e ringrazio Franco Nicoletti per esserci, per battersi, per avere il coraggio di dire quello che pensa nel bene e nel male, però l'importante è capire, avere un'informazione corretta, dopo ognuno fa le proprie riflessioni e decide di pensare come vuole. Allora, devo dire grazie anche al nostro veramente Basso, veramente bravo, perché ha trovato in regia, ha trovato questo video molto importante, Andrea Basso, perché non è neanche facile per loro trovare questi video per far capire l'importanza, ecco, e quello che dirà l'ospite che abbiamo in presenza. Prego Franco. Beh, innanzitutto saluto tutti e mi scuso per il ritardo, ma una gomma rotta la vigilia di Natale dell'auto impedisce questa cosa. Perché devi stare a casa, non devi andare in giro, no, devi stare a casa. Potrebbe essere una buona idea. Approfitto a questo punto, vista l'occasione, anche di avere Babbo Natale vicino a noi e a voi per fare una richiesta. Vorrei solamente che chi ci governa si attenga al rispetto delle leggi e delle direttive europee senza cercare strani escamotage per aggirarle e ottenere gli scopi che vuole. Mi spiego meglio, quella che avete visto penso un paesaggio straordinario, per cui molte volte prendiamo l'auto e facciamo centinaia di chilometri per andare in posti così, ce l'abbiamo qua a casa nostra. E oggi questo territorio è
minacciato dalla volontà della Regione Veneto di costruirci delle casse di laminazione. Stiamo parlando di un'opera di dimensioni incredibili, si parla di 555 ettari. Tanto per darvi un'immagine visiva, visto che avete parlato di Venezia, la città Laguna di Venezia sta all'interno di quest'area, quindi stiamo parlando esattamente della stessa dimensione. Questo è un territorio che è tutelato dalle massime direttive europee in materia ambientale, quindi è riconosciuto come Rete Natura 2000. Dalle immagini potete apprezzarne la bellezza di questo territorio, che è tra il Montello, anch'esso Rete Natura 2000, e le colline riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, le colline del Prosecco, quindi la zona di Valdobbiadene e Conegliano. È un territorio sicuramente notevole. Nelle immagini avete visto orchidee selvatiche, avete visto persino un'aquila in volo, che è una cosa abbastanza rara, ma succede perché anche le aquile, una volta che devono svezzare i piccoli, preferiscono scendere dalle montagne alte per, chiamiamo così, insegnargli, addestrargli a cacciare in un territorio più semplice anche per loro, e quindi è poi la loro palestra e scuola di vita per i piccoli aquilotti. Sono tutte cose che, a dir così, si pensa magari che stiamo tentando di salvare il nostro orticello. Non è così, perché questo è un polmone verde che garantisce da una parte un benessere ambientale e dall'altra, quello che vedete, collega come territorio tutta la zona pedemontana e montana, che è molto più ricca di biodiversità rispetto alla pianura, che è fortemente antropizzata dall'agricoltura intensiva, dagli insediamenti civili, dagli insediamenti industriali, quindi estremamente povera di biodiversità. Il fiume, con la sua acqua e con questi territori, fa sì che ci sia un continuo interscambio. Questo è l'ultimo corridoio ecologico, così vengono definiti questi territori, rimasti in Veneto, e di una importanza sicuramente notevole. Quindi salvare questo territorio non vuol dire salvare solo questo territorio e chi ci abita vicino, ma salvare anche i territori a valle, garantendogli un interscambio di questi beni preziosi comuni per tutti. Sentiamo come commenta Babbo Natale questa richiesta del Presidente Franco Nicoletti. Prego, Babbo Natale. Beh, intanto ho preso nota della letterina, che si può mandarla anche così a voce, non saprei scriverla, e vediamo cosa si può fare. C'è il problema che ci sono tantissime letterine su questo argomento qua. E non è facile poi decidere quale bambino, come si dice, accontentare. Sicuramente la difesa di un ambiente del genere vale la pena di essere presa in considerazione, assolutamente. E prima di farne un lago artificiale, magari trovare qualche altra soluzione, se è possibile, insomma. Il problema è che sta cambiando il clima e non c'è esperienza su queste cose qua. Non c'è esperienza, e la nostra zona è una zona fortemente antropizzata, e quindi ci sono interessi contrastanti del territorio, di chi abita sul Piave e di chi abita più a valle, che ha fatto la città magari nel posto sbagliato, e non è facile. Comunque ne parlerò con i folletti e vediamo di fare qualcosa. La letterina è stata mandata e vediamo se il messaggio corre sulle ali della speranza. Ecco, sulle ali della speranza, dove anche la nostra Raffaella Bugiò sta cercando di volare, ecco, questa speranza per un mondo migliore per queste 3 creature che ha portato a casa dalla Russia, proprio per farle avere una vita diversa, una vita serena. Ecco, com'è la situazione dal tuo punto di vista per quanto riguarda proprio il rispetto del prossimo, il rispetto anche del passato di queste persone, di questi bambini, ma non solo bambini, che mi sembra abbiano già sofferto abbastanza, e non dobbiamo infierire ancora di più mettendo avanti una burocrazia assurda, oppure delle leggi come a interpretazione che tu stai cercando di combattere, perché se no non ne vieni fuori. Per fortuna che c'è un avvocato, perché da sola non ce la faceva veramente più. Prego, Raffaella. Sì, assolutamente è vero quello che tu hai detto. Allora, la prima foto che abbiamo visto all'inizio mi ha fatto un po' pensare ai miei figli.
Quando tu adotti dei bambini è come se loro percorressero un viaggio ma non sanno dove vanno, non sanno con chi vanno, mentre tu adulto sai chi sono loro e sai che sono dei bambini. Purtroppo tutto il sistema degli uffici, tutta la rete che c'è attorno, tutte le leggi che ci sono si dimenticano di questo aspetto. Quindi significa che il bambino che tu che vuoi donare amore, che gli vuoi donare un futuro e che tu sarai mamma o papà oppure nonno o nonna, tutto questo si azzera per l'ufficio. Si azzera perché per loro sono bambini arrivati e questo li porta per tutto il loro periodo di crescita. Sono dei numeri secondo te? Ma sai cosa? Non arrivano ad essere neanche considerati come persone con un nome. Abbiamo Leone da Trebaselle, che mi dispiace per Luigino, ma è caduta la linea. Luigino, comunque ti abbraccio, vai Leone. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Tanti auguri di buon Natale intanto. Grazie. Mi dimentico perché volevo farlo ieri ma mi sono dimenticato. Allora io apprezzo la risposta di Babbo Natale. Abbiamo un Babbo Natale molto saggio. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, abbiamo un Babbo Natale molto saggio. Sentiamo cosa ne pensa Franco Nicoletti della risposta di Babbo Natale. Prego Franco. Io ringrazio Babbo Natale per l'attività di portare avanti la mia richiesta. Faccio presente, mi permetto di far presente appunto che soluzioni alternative ce ne sono e questa è la cosa che rende ancora più spiacevole tutta questa situazione. E sapere che ci sono le alternative e vedere il governo della Giunta della Regione Veneto che, non sapendo più ormai come fare a combatterci e a girare le norme, va a commissariare quest'opera in modo tale di blindarla e avere degli escamotage per aggirare le normative, ci fa pensare che Ponzio Pilato in confronto a questi signori sia un dilettante, nel senso che loro dicono ok, a questo punto l'opera è commissariata, non siamo più noi che decidiamo, sarà il commissario straordinario, e hanno nominato l'autorità di distretto come commissario straordinario. Io spero vivamente che la dottoressa Colaizzi, che è il segretario generale dell'autorità di distretto, non si presti a questo giochino. Purtroppo l'hanno commissariata definendole non di cercare la miglior soluzione ai problemi idrogeologici, ma cercare la miglior soluzione in un'area così ristretta, quindi praticamente gli stanno già dicendo cosa fare e solo mandare avanti l'opera, per avere poi così la scusa: non siamo noi a volerla, ma è Roma a volerla, perché l'autorità di distretto dipende direttamente dal Ministero dell'Ambiente. Penso che questa sia una delle cose più di una bassezza che ho mai vista prima, proprio come dire, delegare, scaricare il barile, il peso della scelta su un'altra persona, obbligandola a scegliere quello che loro vogliono. Penso che questo sia veramente una cosa di una bassezza unica. Dall'altra parte Babbo Natale giustamente dice ci sono anche i problemi della crisi climatica, quindi il rischio idrogeologico, vite da salvare perché abbiamo costruito nei posti sbagliati. Mi permetto però anche di far notare che quando una persona muore di malattie respiratorie in una asettica stanza d'ospedale, senza TV e giornali che li riprendono, quella non fa notizia. E oggi abbiamo visto le statistiche, proprio qualche settimana fa, muoiono circa 1600 erotti persone in più per malattie respiratorie collegate esclusivamente alla problematica dell'inquinamento. Se noi andiamo a uccidere uno degli ultimi polmoni verdi che la pianura padana ha al suo ridosso e le garantisce, penso che anche la salute dei cittadini, non solo la sicurezza idrogeologica sia importante, anche perché, con tutto il rispetto per le vittime, ma quando ci sono state le piene parliamo di 2, 3, 10 morti, che sono sempre morti importanti, ma quando parliamo di 1600 morti silenziosi, questo non fa notizia.
Non fa notizia, è vero Franco, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Quello che fa notizia è anche quel ragazzo che è morto ieri, dopo è stato accoltellato, sembra di essere nel Far West, perché nessuno riesce a capire che è il tempo di intervenire con questi ragazzi. Ecco, io non li chiamo né baby né gang, sono dei ragazzi che si sono fumati il cervello con queste droghe sintetiche che arrivano sempre di più e che nessuno vuole fermare. Andiamo a vedere questo accoltellamento e un grande abbraccio a questa mamma che ha perso il suo adorato figlio, mamma Monica. Dico solo che Francesco ha ricevuto la corona bianca da 2 angioletti della purezza. Santo ragazzo. E questo è il messaggio che mamma Monica ci affida nell'ora del dolore più cupo, quando verso le 12:30 dall'ULSS 2 confermano il decesso del 22enne che da 10 giorni stava lottando per la vita dopo l'aggressione shock subita in via Castelmenardo. Lo sforzo per salvare Francesco Favaretto, giovane trevigiano residente in via Toscana, è stato corale. Abbiamo cercato in qualche modo di aiutarlo a sopravvivere, però purtroppo la situazione è talmente grave che è stato impossibile, ecco, fare in modo che lui comunque ne uscisse. Troppo profonde le lesioni riportate da Francesco quel maledetto giovedì sera, quando è stato accerchiato e aggredito in 2 fasi per qualche grammo di hashish, prima con delle coltellate, poi con una bottiglia. 10 giovanissimi identificati, 6 di questi minorenni, 3 al momento gli arrestati, tra cui un minore di 15 anni. Ora per diversi di loro l'accusa diventa di omicidio, oltre alla rapina. Innanzitutto la vicinanza da parte mia e dell'amministrazione alla famiglia di questo ragazzo. Ora non parliamo più di tentato omicidio, ma parliamo di omicidio, e quindi è giusto fare chiarezza. Ma un conto è l'indagine, un altro il dramma. Marinella è tra le amiche più care di mamma Monica. Gli ho aperto la mia casa proprio perché lei potesse trovare anche del calore perché Monica viveva al freddo, senza acqua, senza gas e senza luce, però era una donna tosta che si è tirata su un figlio da sola. Una vita di sacrifici e rinunce, e poi quel mostro, la droga, che stava pian piano divorando Francesco, in passato cameriere a Treviso e in Alto Adige. Era stato anche in comunità Sant'Angelo Francesco. Non c'era giorno che Monica praticamente non lo facesse ragionare e cercava di farle capire in tutti i modi di cambiare strada. La notizia piomba sul condominio di via Toscana, dove la ragazza abitava come un fulmine. Maria Zorzi è la vicina di casa. E prima chi poteva fare qualcosa avrebbe potuto fare qualcosa per quel ragazzo. Tante volte Francesco piangeva con sua mamma e diceva: io sento un vuoto dentro di me, sento un vuoto, sto male, però non ce la faccio. Babbo Natale, cosa vuoi dire di questo fatto che ha impressionato non solo la nostra città, ma è un fatto che ha impressionato tutta l'Italia? Abbiamo sentito anche le interviste delle persone, non si riesce a capire nel mondo anche del volontariato come arrivare ad aiutare le persone, eppure abbiamo gli esperti, ci sono tutto, ma questa mamma doveva chiedere aiuto, ma questa mamma doveva essere accompagnata nel momento che questo ragazzo è uscito dalla comunità. Questa è la verità, non essere da sola a combattere il mostro che è la droga, che avete sentito ieri mattina Elisabetta, che fa parte di San Patrignano, cosa ha detto, che è difficilissimo a uscirne, e soprattutto il 90% sono cocainomani, perché ormai la coca la trovano a pochi soldi dietro l'angolo. Cosa vuoi dire, Babbo Natale? Beh, intanto, come si dice, soffro per quella mamma lì, che adesso per lei non è più vita. L'altra cosa è, quando uno ha bisogno, a volte ti dicono ma doveva chiedere, è vero. Se uno è in grado di chiedere, a volte non ha neanche bisogno. Tante volte chi ha bisogno non è neanche in grado di capire che potrebbe fare qualcosa o essere aiutato. Io dico che il primo obiettivo delle istituzioni non dovrebbe essere quello di tagliare nastri, ma quello di stare vicino alle famiglie, perché sono la base della società. Stiamo lì a inventarsene di tutte le maniere, ma ci vuole una rete che si occupi delle famiglie e che si accorga che una famiglia ha bisogno. Allora,
il richiamo è per tutti, perché tutti noi abbiamo dei vicini di casa, se il vicino di casa non funziona bene siamo i primi ad accorgersi e quindi avremmo il dovere di fare qualcosa. Ma le istituzioni dovrebbero essere sempre più vicine. Adesso stanno facendo un'altra modifica dell'assetto degli assistenti sociali in modo da tenerli ancora più lontani dalla realtà, e non va mica bene. Abbiamo Claudio da Marano. Babbo Natale, se non mi cade il centralino stamattina non riesco a far funzionare il centralino perché siamo in tanti. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti, buon Natale. Grazie, scusa se ti ho fatto aspettare, Claudio. Un governo più onesto, perché abbiamo un governo che vende suggestioni, praticamente le suggestioni tramite i mass media e tramite le televisioni vendono la suggestione di essere un governo pulito. In realtà non vedo un governo pulito, perché diminuiscono i salari e aumentano i profitti e la gente sta a casa e non va a votare. Distribuiscono le perdite e privatizzano gli utili e la gente sta a casa e non va a votare. Stanno facendo cassa con le pensioni e la gente sta a casa e non va a votare. Io non capisco mica. Siamo a un livello di indebitamento che non ha nessun altro. Stanno facendo cassa sulle pensioni, 10 miliardi, e non combattono seriamente l'evasione fiscale. Allora, quando si vede che il governo si comporta così e la gente non va a votare, io chiedo a Babbo Natale che chi non è andato a votare vada a votare e tenga in esame che siamo davanti a un governo che vende suggestioni, perché adesso devo dire una cosa personalmente, chi vuole diventare famoso sulla disperazione degli altri a me non mi piace proprio per niente. Buona giornata signori e buon Natale a tutti. Grazie Claudio, ricambiamo gli auguri. Allora Babbo Natale, come commentiamo la telefonata di Claudio? Buon Natale Claudio, e poi hai ragione, ma di fatti io da quest'anno non guardo neanche le letterine di quelli che non sono andati a votare, non le guardo proprio, perché per chiedere prima bisogna dare, e dare il voto, sapete a chi volete, è il minimo della partecipazione democratica, altrimenti va ben tutto, non c'è altro da dire. Raffaella, cosa vuoi dire a questa mamma che ha perso questo adorato figlio, che ha tentato con tutte le sue forze di proteggerlo ma non ce l'ha fatta, da sola non vai da nessuna parte, eppure abbiamo una rete che potrebbe aver supportato questa mamma, ma è il famoso detto mi non vo combatta che esiste, perché è inutile che ce la diciamo, io l'ho detto anche ieri sera a Focus, siamo un profondo nord, non capita a me, capita a te, ecco, troviamo pochi cittadini che si interessano, anche, basta vedere anche per la strada, pochi si fermano, in caso di necessità hanno paura, questa paura che ormai alleggia sovrana e che io combatto perché non è vero, per carità dobbiamo stare attenti, ma che far diventare le città pericolose come essere nel Far West, no, ci sono queste bande, poi se la sbrigano tra di loro, però il problema è che è morto un ragazzo di 22 anni e questo non può accadere, non può accadere che questi ragazzi girano coi coltelli, ne fanno di tutti i colori perché il cervello è fumato. Prego Raffaella. Allora, intanto il mio più grande rispetto a questo dolore, perché ho potuto conoscere mamme che hanno perso il proprio figlio. Io credo che sia un dolore che non sparisce mai, però questo dolore va trasformato in qualcosa di che ti dia la forza per andare avanti il giorno dopo. Il dolore di una mamma quando c'è una perdita di un figlio, quando c'è nella vita una disabilità, quando c'è un dolore sul figlio, perché questa mamma prima di avere questa grande perdita vedeva suo figlio nel pieno dolore. È una cosa che non ha parole, però fa ancora più male sentire vedere una mancata risposta delle istituzioni. Istituzioni che quando tu ti rivolgi, come mi ero rivolta io personalmente, non sapevano che risposta dare. E io ricordo che se ce l'ho fatta fino a questo momento è perché ho avuto la grande famiglia vostra, perché ho avuto al mio fianco un team di avvocati che io colgo l'occasione per ringraziare, perché
perché insieme ce l'abbiamo fatta. Ora questa mamma ha bisogno di un aiuto, ma di un aiuto concreto. Non è possibile che rimanga sola, non è possibile che ci liquidiamo il tutto con mi dispiace e siamo vicini, perché a questa mamma va una risposta. Io ti posso parlare della mia esperienza personale rivolgendomi a vari uffici. Quando venivamo convocati io e mio marito, e anche in presenza dei miei figli, non sapevano che risposta dare. Addirittura siamo stati noi che abbiamo dovuto autorisolverci il problema, grazie appunto al supporto dell'avvocato e alla grande famiglia di Sveglia Veneti, e questo non deve accadere, però è imbarazzante che non ci sia mai un là, cioè a scuola le cose diventano anche una possibilità per portarle. A scuola i ragazzi fumano. E che cosa fumano e nessuno vede? Mi chiedo. Nella strada, nel territorio, è mai possibile che se noi non iniziamo a creare delle attività, ragazzi come mia figlia che utilizzano la LIS, o ragazzi come mio figlio che ha 7 anni, o mia figlia che ne ha 18, possano trovare continuamente barriere nell'avere una possibilità nel tempo libero e quindi allontanarsi dal rischio? Abbiamo Crocetta, Crocetta Adriana da Crocetta, ho invertito anche il cognome Crocetta Adriana. Vai Adriana! Sì, grazie Mirella, volevo farvi gli auguri di buon Natale anche alla signora Raffaella, che assomiglia tutta a sua madre, bella come lei. Salutamela la Donatella. Grazie, tanti auguri a tutti. Grazie Adriana, grazie. Adriana è diventata buona, Babbo Natale, avete sentito, ha fatto solo gli auguri stamattina, ecco, si diventa più buoni, Babbo Natale a dicembre, si fa più riflessioni, si riesce a capire che forse tutti quanti dovremmo iniziare a mettere la famosa goccia nell'oceano per migliorare la comunità, l'ambiente, tutto quello che ci circonda per un futuro a questi bambini, quelli che hanno la fortuna di non morire, perché dobbiamo dire anche così, prego. Guarda, intanto è una bella stagione perché c'è qualche giorno di ferie per tutti, si cerca di stare con la famiglia, quindi si riallacciano un po' gli affetti e poi si comincia a dare un valore alle cose, no? Perché pensate a quella mamma che ha perso il figlio, cosa gli diamo? 1.000 milioni di miliardi? Cosa cambia? Quello che cambia è un po' di amicizia, stare vicini, capirsi, parlare e soprattutto stare vicini ai giovani, perché guardate, è difficile specialmente nell'età di mezzo, no? C'era una macchina che girava l'altro giorno, c'era scritto attenzione, teenager a bordo, no? Ma è una fase che hanno passato tutte le persone, insomma, e bisogna capire e guidare con mano ferma, anche se delicata, ma fino a una certa età le persone vanno guidate, insomma. Pensiamo a quelli che stanno passando il Natale da soli, che è una delle, come si dice, delle cose più tristi in questo periodo qua, insomma. E quindi guardiamoci intorno, guardiamo i nostri vicini, guardiamo i nostri figli, i nostri amici e cerchiamo di capire se c'è un problema, perché è così. Poi anche le istituzioni, cosa vuoi? Mettono una riga sul bilancio alla fine, se è il caso, ed è già tanto molte volte. Perché guardate, il fatto che c'è difficoltà a fare sport, perché bisogna pagare, è tutto privato qui da noi, bisogna pagare delle rette molto elevate che non tutte le famiglie si possono permettere di mandare i ragazzi a fare sport. Facciamo cultura, comincia a esserci un po' di offerta di biblioteche, ma le biblioteche non sono solo libri, ci vanno fatte anche delle attività, insomma, per far innamorare i ragazzi delle biblioteche. Le scuole dovrebbero frequentarle, cioè più cultura e più qualità della vita, sapete, perché la cultura è qualità della vita. Quando uno dice bello quel quadro, me lo compro, perché? Perché un quadro è bello e gli dà un po' di soddisfazione, di felicità. Lo emoziona. Sì, lo emoziona. Allora, la cultura, guardate, è fondamentale. L'amicizia, crearsi una rete di amici, dare una mano quando è il momento, sapere che quando uno cade nel fosso, no? Cioè, se tu gli dai una mano lo tiri su, è un altro di quelli che possono dare una mano a quelli che stanno giù e li tirano su, cioè, capiamoci. Poi
c'è un principio importante, no? Se sei più intelligente devi capire di più. Il problema è che bisogna vedere chi è intelligente e competente, perché siamo molto confusi in questo, visto le decisioni che delle volte prendono. Allora andiamo proprio a vedere contro bacino Piave, Gravezzano, e poi lo commentiamo col presidente Nicoletti. Potremmo chiamarla la teoria delle 3C: coerenza, concretezza e continuità. È quello che il Comitato di cittadini per la tutela delle Grave sul Piave hanno chiesto al Partito Democratico nell'incontro che si è svolto alla presenza non solo di esponenti del partito, ma di tanti consiglieri dei comuni interessati al bacino di contenimento delle piene che la Regione vorrebbe realizzare in questa zona. Un obiettivo che ha fatto un passo in avanti dopo la sentenza del Tribunale di Roma, che ha dato torto ai comuni ricorrenti, senza però dare completamente ragione alla Regione. La sentenza dice che non è ammissibile il ricorso presentato perché non c'è ancora un progetto che possa essere più o meno valutato in maniera adeguata. E il PD regionale è contrario al progetto proposto dall'ingegner Dal Paus, al quale la Regione dovrebbe trarre ispirazione per il nuovo progetto definitivo. Il clima è cambiato, non si può partire da progetti di 30 anni fa. Perché qui, come nel quartiere del Piave, sono molto preoccupati per la sicurezza idrogeologica legata al bacino di contenimento. Perché in questo tratto il Piave è ancora un torrente e come tale difficilmente governabile. Troverebbe sfogo nel quartiere del Piave, che ha un'altimetria molto più bassa. Peraltro un progetto simile a Sernaglia era già stato bocciato a fine degli anni '80. In quanto la zona è carsica e comunque non è adatta per interventi così invasivi. Per i democratici in regione la strada da percorrere è un'altra. Abbiamo chiesto che venga attuato il contratto di fiume, ovvero che vengano ascoltati tutti i sindaci e anche i cittadini del territorio, in modo che non sia un'opera calata, imposta da Venezia, ma sia condivisa. E condividendo dove intervenire, siccome abbiamo un fiume lungo 220 km, riusciamo a capire dove si possono fare delle opere senza creare danni all'ambiente, come in questo caso. Più attenzione ai territori quindi, perché non accada un altro caso come a Pederobba, dove le minoranze hanno bloccato la realizzazione di un bacino di laminazione sul torrente Curogna. Carte alla mano, abbiamo intrapreso una strada anche di studio, di approfondimento, di ricerca per sostenere, dati alla mano, di fatto la non necessità dell'invaso e per contro anche invece il forte impatto negativo ambientale che lo stesso avrebbe prodotto nel nostro territorio. Abbiamo Anna da Camisano Vicentino, vai Anna! Ogni bene, ho ammirato tantissimo Mirella l'entusiasmo di ieri sera. Volevo dire solo una cosa, non ho il muto qua in televisione, non sento niente se controparte. Volevo dire semplicemente una cosa, mica ho 83 anni, già passati anche, ma sarà perché sono una solitaria e ho tempo di guardare l'esterno. Una roba importante che si è sparita dalle persone, dall'animo delle persone, è la necessità delle regole. E se non c'è regole, la convivenza civile va a ramengo. Per cui non si è fascisti come che si è abituato a dire le sinistre, se uno impone delle regole in qualsiasi settore è, perché altrimenti si vede la gioventù, la libertà, la parola, siamo tutti liberi, ognuno deve dare l'espressione di se stesso, ma tu ti fai in privato l'espressione di te stesso, non si può, come si può dire, condizionare, inquinare la convivenza civile, ma dai, è una regola talmente basilare e fondamentale che se non c'è regole e paletti e rispetto, soprattutto rispetto, non si va da nessuna parte. Mi cosa finito, grazie, perché se no mi infervoro troppo. Grazie cara Anna, un grande abbraccio da tutti noi, fai un sereno Natale anche tu e buone feste da tutta la grande famiglia
di Sveglia Veneti e di Rete Veneta e di Media Nord-Est. Allora Franco Nicoletti, come commentiamo anche il video che abbiamo visto, queste persone molto competenti che parlano, poi ognuno a casa fa la propria riflessione, mica tutti devono essere d'accordo, però anche capire, sapere, informarsi non è male, perché la trasparenza su queste grandi opere dovrebbe essere sovrana. Io ascolto tutti e poi si decide tutti assieme. Invece poi alla fine chi è che decide? Prego, Presidente Nicoletti. Io penso che l'ultima telefonata dell'ascoltatrice di prima sia esemplificativa, no? Lei dice ci vogliono regole e buonsenso. Qui purtroppo le regole ci sono, il buonsenso c'è, chi non le va a rispettare queste regole, queste direttive, queste leggi e il buonsenso sono proprio chi ci governa, e questo penso che la dica lunga su dove stiamo andando. Quindi da questo punto di vista noi non chiediamo molto, chiediamo che vengano rispettate le normative e le direttive europee. Poi ci mettiamo anche un po' di buonsenso, tanto di guadagnato, ma a noi ci bastano già le leggi che ci sono, non che ci sia sempre la volontà, perché faccio presente che nel territorio delle Grave di Ciano c'è un tesoro nascosto, semi-nascosto, perché è appena sotto il primo stretto di Lima, che sono 21 milioni di metri cubi di ghiaia, quella che oggi viene definita l'oro bianco, che molto probabilmente potrebbe anche essere l'obiettivo di quest'opera, oltre alla realizzazione dell'opera stessa, senza mettere in discussione tutto quello che c'è poi più a valle. Abbiamo esempi di insediamenti produttivi di escavatori addirittura all'interno dell'alveo del fiume, stiamo parlando di cose assurde, ma insediamenti produttivi di notevoli dimensioni, parliamo di ettari di terreno occupati e che potrebbero essere utilizzati in modo diverso da insediamenti di escavazione. Questo è solo per dare un quadro degli enormi interessi che ci sono su un fiume come il Piave, come il Tagliamento, fiumi che hanno grandi portate, molto torrentizi, con movimenti di materiali inerti e quindi materiali da poter essere riutilizzate dall'industria del cemento, che, faccio presente, vuol dire nuove cementificazioni nella regione che è al secondo posto in Italia per il consumo di suolo. Abbiamo Giulia da Venezia, Franco, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Giulia, cara. Sì, Mirella, ciao. Buongiorno a tutti e i tuoi ospiti che hai là, tutti, ecco. Allora Mirella, volevo dire anch'io un grande abbraccio a quella mamma che ha perso quel figlio, poveretta, quanto avrà lottato prima e adesso che è rimasta sola con un grande dolore così. E dopo Mirella, prima che vorrei fare gli auguri a tutti di buone feste, buon Natale, buon principio e buona fine. E al signore che hai là delle Grave di Ciano, Mirella, che è il presidente, e volevo dire di lottare perché Mirella abbiamo un'area così che non so perché dopo tutti quegli animali che sono là, Mirella, dove andranno, e poi per noi che le vogliamo visitare, io non le ho mai viste, speriamo che qualcuno mi porti a visitarle, ma non si può distruggere tutto così. Coraggio Presidente, vada avanti, perché non possono raggirare le leggi come vogliono loro, anche se si dice di no, che sacrifichino i vigneti perché là fanno tanti soldi, invece qua con quel pezzo di terra là è solo là così, loro non gli importa niente, che è un ambiente pulito per tutti noi, quelli che lo vogliono visitare. Coraggio, insista anche da parte mia. Ti faccio tanti auguri Presidente e si batta senza paura. Buon Natale comincia a fare effetto. Vi saluto tutti Mirella, vi faccio un grande abbraccio a tutti i tuoi aiutanti che hai Mirella, i tuoi là nel banco. Che stanno lavorando adesso. Non mi piace dire la parola staff Mirella, mi piace dire tutte le persone che ti aiutano, tutta la grande famiglia della Rete Veneta, a tutti i tuoi collaboratori che rispondono al telefono.
Vi saluto tutti, vi do un grande abbraccio, vi auguro tanta salute a tutti. Ciao Grazie. Mirella, grazie per tutto quello che fai Mirella, ciao. Ciao cara Giulia, grazie anche con te che ricambiamo tutti gli auguri che tu fai a noi li facciamo a te, a questa vocina così gentile che chiama, che ha anche il coraggio di dire la sua, ecco, bisogna parlare, bisogna fare rumore, nel bene e nel male, dopo ognuno pensi quello che vuole, però bisogna iniziare a fare rumore e non essere veramente messi con le spalle al muro e avere il diritto almeno di dire quello che pensiamo. Babbo Natale, la gente comincia a svegliarsi, comincia a telefonare, a dire, a protestare, ecco, mandano le letterine. Mi sembra che la letterina che hai detto stia funzionando anche per quanto riguarda l'ambiente. Prego, sì. Babbo Natale. Ma diciamo che l'ambiente, sai, è una di quelle cose che se noi non sappiamo gestirlo si vendica da sé. Cioè, se noi sbagliamo la vendetta viene direttamente dall'ambiente. Sì, la letterina comincia a fare effetto perché la gente ci pensa, perché se nessuno avesse alzato un dito, uno dice vai, fare le laminazioni lì, vabbè, cioè, che problema c'è? Se uno non dice ma ci sarebbe un problema, e quindi parlare e dire le cose è fondamentale, come è fondamentale andare a votare, come diceva quell'altro, perché altrimenti è meglio stare zitti. Questa società è un passaggio importantissimo, guardate. C'era una grande filosofa che è morta nell'85, che era Ayn Rand, che è poco nota in Italia, che diceva: quando nella tua società i soldi non vanno a chi produce o a chi commercia beni, ma a chi commercia favori, comincia la decadenza. È il modo, come si dice, che si manifesta la decadenza. Quindi cerchiamo di capire quello che succede, cerchiamo di fare in modo che le cose siano oneste, però c'è un modo solo per farlo, partecipare. Cioè uno deve prendere, come dicono i cristiani, la sua croce e andare, deve dire: se mi sono accorto di una cosa me ne devo interessare, io non posso fregarmene di quello che succede intorno a me. Guardate, questo è fondamentale. E apriamo uno spiraglio. Quando si fanno i bilanci, no? Si parla tanto di bilanci sociali, eccetera. Io direi che, siccome quando leggete i bilanci, la prima riga di solito sono gli oggetti, come si dice, di cancelleria, no? Dice cancelleria 100 lire, dopo l'operazione 8 miliardi. Allora, la prima riga di tutti i bilanci pubblici dovrebbe essere quanto spendiamo per occuparci dei giovani. Perché se non investiamo lì, investiamo sul signore di 84 anni che ha già capito tutto ma non cambia idea. Cioè, voglio dire, lei è anche molto presente alle cose, ma il ragazzo di 16 anni che è attirato da tutte le farfalle che passano va aiutato, quindi bisogna spendere soldi per fare queste cose qua, non dire ma vediamo, cioè, la prima regola. Poi il marciapiede lo facciamo l'anno prossimo, ma se noi non investiamo dei giovani ci ritroviamo sbandati per le strade. Eppure sono proprio queste mamme, questi genitori, queste famiglie che hanno perso i loro figli a fare rumore, a mettersi nella piazza, a cercare di raccogliere firme per non perdere più vite umane. Anche questo airbag obbligatorio per i motociclisti, tante mamme, tanti giovani. Andiamo a vedere cosa ha detto proprio l'intervista a Raffaella Buzziol proprio nel raduno delle Vespe a Montebelluna, dove ci ha permesso di raccogliere queste firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Andiamo a sentire. Raffaella Buzziol, associazione La Voce di Lisa. Oggi siamo qui come associazione La Voce di Lisa perché è importante supportare queste informazioni molto importanti e che salvano la vita a chi persone che vanno in moto in qualsiasi modo, in qualsiasi tipo, perché un palloncino che salva la vita in una moto sicuramente salverà la vita ad una persona, farà sorridere una famiglia e toglie la preoccupazione, le paure e il pianto che una morte sulle moto fa arrivare e fa accadere. Allora, intanto io ringrazierei anche tutte queste mamme, questi papà
che fanno parte delle associazioni abbracciano le associazioni perché riescono a fare rumore nonostante questo grande lutto che non passerà mai, questa perdita incolmabile, riescono ancora ad aiutare le persone e altre famiglie. Cosa vuol dire per te questo gruppo che si è creato proprio per cercare di aiutare il prossimo, come state facendo voi creando questa associazione? Prego. Guarda, intanto è un gruppo bellissimo, come si dice in lingua dei segni, perché ti fa incontrare e ti fa parlare. Ognuno poi porta il suo dolore e quando tu lo porti, quando senti che cosa ha vissuto una mamma, ti rendi conto che anche tu, come mamma, che hai un'altra realtà, puoi fare qualcosa. Certo, noi non porteremo mai il ritorno alla vita di questo ragazzo giovane, perché sono ragazzi sempre troppo giovani che perdono la vita. Però il fatto di esserci, il fatto di essere un gruppo con tutte realtà diverse, ti aiuta a confrontarti, ti aiuta ad affrontare la raccolta firme fatta da sola, magari avrebbe avuto più paura ad essere affrontata, più difficile ad affrontarla, meno... vedi proprio un gruppo di persone, ma le vedi che si donano con il cuore nel loro tempo per un obiettivo importante, perché come ho detto, salvare una vita è salvare tutto. Una mamma che perde un figlio in un incidente o in una morte in un lavoro ha perso una parte di se stessa ed è una parte che ti resta buia. E tu devi sempre trovare la forza di unirti ad un altro pianto o ad un'altra idea per trovare la forza di andare avanti e dare speranza che non capiti più. Io vedo che hai portato qualcosa. Cosa hai portato questa mattina assieme a Babbo Natale? Allora, io ho portato un sogno che la grande famiglia ha fatto realizzare. Questi sono dei biscotti che ha fatto Lisa, che ha insegnato ai suoi fratelli in seguito a questa nuova scuola che grazie al supporto dell'avvocato, a te Mirella, a tutta questa grande famiglia abbiamo realizzato un sogno magnifico che spero non trovi più barriere. Sono dei biscotti grazie, bellissimo. Permesso Babbo Natale. So io che bambino vorrebbe mangiarne uno subito, però io li sposto perché così non venga la tentazione. Grazie Raffaella. È un omaggio floreale perché sei una grande donna, grazie. E una grande forza per tutti noi. Guardate, lei è riuscita a unire associazioni piccole che voce non avrebbero mai avuto, cuori tristi, mamme, papà e anche idee di artigianato vario, perché c'è veramente un gruppo variegato, realtà anche di sofferenza con sacchetto per la pipì o per la cacca. Salutiamo anche Giorgio Bettio che veramente fa parte, che sta passando un momento molto delicato. Violenza sulle donne. Insomma, tutti i pezzi della vita che uno non si rende, perché se diciamo tutti i termini difficili, poi alla fine la gente non capisce. Invece hai fatto una grande azione. Grazie Raffaella, siamo in tanti che cerchiamo di fare qualcosa, l'importante è iniziare a fare, non parlare, bisogna agire, come facciamo noi con le associazioni che abbracciano le associazioni e li saluto tutti in particolare. Adesso ci ritroveremo dopo queste festività per pianificare anche il 2025. Abbiamo Maria in linea, ciao Maria. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, non credevo neanche di prendere la linea e ti faccio tanti auguri di buon Natale, un buon anno e anche alla signora e anche al Babbo Natale. E tanti auguri a tutti voi, allo staff e tutto. E che sia un anno, diciamo, come tutti gli anni, migliore, ma se va avanti così non migliora niente Mirella. Ecco, ti do un abbraccio forte a tutti quanti e tanti auguri. Grazie. E viva la vita. Grazie cara Maria, ricambiamo gli auguri. Corro purtroppo perché come al solito ho già forato, ma devo andare avanti. Grazie Maria, un grande abbraccio veramente. Grazie. Allora Presidente Franco Nicoletti, come ci saluta? Ecco, con quali parole, con quali auguri? Innanzitutto esprimo la mia solidarietà per
tutte queste vittime, per queste giovani vite spezzate. Esprimo anche il mio rimpianto di non essere in studio, adesso che ho visto anche i biscotti che sono stati portati, e l'augurio che faccio a tutti, ma veramente a tutti, è che quando si sta tutti assieme e si esprime e si combatte contro delle ingiustizie, la forza di pochi sono come tante piccole gocce che fanno sì che il mare continui a esistere. Ecco, vorrei che questa unione di forze, di intenti ci aiuti a scardinare quello che dovrebbe essere il nostro primo aiuto, che sono le istituzioni, e come ho potuto sentire anche dalle parole dei suoi ospiti, molte volte sono più degli ostacoli che degli aiuti. Vorrei che tutte queste voci arrivassero alle istituzioni e che finalmente si decidano a lavorare per aiutare la gente e non per mettere i bastoni tra le ruote, e per lavorare per il bene comune di tutti, non dei soliti piccoli privilegiati. Grazie a Franco Nicoletti, Presidente Comitato per la tutela delle gravi di Ciano, di essere stato con noi. Buon Natale Presidente, a presto. Ringrazio anche la nostra Raffaella Buziol, Presidente Associazione La Voce di Lisa, grazie anche per questi regali, ma soprattutto vai sempre avanti Raffaella, perché i tuoi figli hanno diritto di essere protetti. Noi ti saremo sempre vicina, tu continua che noi ci saremo. Tanto qui guarda che Babbo Natale hai, penso che con Babbo Natale così nessuno possa aver paura, tantomeno i tuoi figli. Grazie Raffaella. Grazie a voi. Babbo Natale rimane con noi. Pubblicità. Una campagna vaccinale da record nelle farmacie. È con noi, ringrazio tantissimo il dottor Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto. Buongiorno dottor Bellon, che piacere averla ospite, la ringrazio veramente tanto, perché l'informazione corretta è fondamentale, così capiremo veramente come è andata questa campagna antinfluenzale. E saluto anche l'avvocato Barbara Denardi, assessore al turismo e all'innovazione per abitare del Comune di Vittorio Veneto. Grazie veramente anche lei. Buongiorno. Assessore, di essere qui con noi. Allora partirei proprio dal dottor Andrea Bellon. Ha visto, dottore, abbiamo il Babbo Natale, anche il Babbo Natale è riuscito a mandare le letterine perché le persone, specialmente anche le fragili, si vaccinano, ma mi sembra che abbiano funzionato le letterine che anche voi avete spedito a Babbo Natale per informare tutta la popolazione, e grazie anche alle farmacie che possono fare questo. Prego dottor Bellon. Bene, grazie dell'invito, sono contento di essere qui con voi per questo approfondimento. Effettivamente è stata una campagna vaccinale positiva, e soprattutto lo è stata per il contributo che abbiamo potuto dare noi con le farmacie territoriali. La farmacia vaccinatrice, il farmacista vaccinatore è una novità degli ultimi 2 o 3 anni, e certamente è stata una novità apprezzata dalla cittadinanza. Quello che è peculiare del nostro ruolo è il fatto che siamo prossimali al cittadino sul territorio, la farmacia è capillare, e poi proprio per la vicinanza alla popolazione e alle caratteristiche della farmacia come ambiente riusciamo a stabilire un rapporto confidenziale di stima e talvolta anche di amicizia con l'utenza stessa, al di là di quello che è il nostro ruolo professionale, e questo naturalmente crea le condizioni favorevoli anche per avvicinare alla vaccinazione antinfluenzale quei cittadini che o per difficoltà di spostamento o per diffidenza viceversa non si sarebbero vaccinati, e questo è il motivo per cui siamo partiti da poco, ma di anno in anno vediamo numeri crescenti di cittadini che ci chiedono di vaccinarsi in farmacia, e quest'anno sono stati oltre 50.000 ad oggi nelle farmacie venete aderenti. Dottor Bellon, a un certo momento abbiamo sentito i farmacisti erano sprovvisti di questi vaccini, anche i medici di famiglia non ce n'erano, perché forse c'è stata una risposta improvvisa che neanche voi vi aspettavate. Prego, dottor Bellon.
Ma allora, in effetti la campagna vaccinale è iniziata a metà ottobre come avviene normalmente e c'è stata effettivamente, allora nel nostro canale sicuramente una domanda superiore alle attese, tant'è che la prevenzione regionale nel corso della campagna vaccinale tra novembre e dicembre ha dovuto spostare una parte appunto dello stock dei vaccini prenotati per destinarli al nostro canale, perché effettivamente la domanda è stata più alta del previsto. Poi è vero anche che in effetti negli ultimi anni si ripetono dei ritardi nella consegna di vaccini da parte delle aziende, quindi la Regione fa la sua programmazione regolarmente e che avviene naturalmente con diversi mesi di anticipo. Poi però le aziende che si sono impegnate a consegnare i vaccini tardano a consegnarli o ne consegnano in numero inferiore a quello programmato e quindi effettivamente si sono create dei ritardi o delle piccole carenze nel corso della campagna, perché però sono state superate, per cui poi oggettivamente anche in questo mese di dicembre si sono vaccinati alcuni ritardatari e in questi ultimi giorni prima di fine anno ancora qualcuno si affretta a vaccinarsi. Allora, dottor Bellon, chiariamo anche cosa vuol dire essere presidente di Federfarma, cos'è la Federfarma, perché anche a casa hanno diritto di sapere. Io dico sempre spieghiamo, perché è giusto capire con chi stiamo parlando. Prego. Certo, allora, la Federfarma è il sindacato dei titolari di farmacia, quindi diciamo è l'associazione che rappresenta i titolari di farmacia sul territorio italiano. E la Federfarma Veneto naturalmente riunisce 1200 farmacie della nostra regione e quindi rappresentiamo le farmacie territoriali che sono appunto aperte sul territorio e che hanno tutti quei servizi in convenzione col Ministero e la Regione, che vanno dalla dispensazione del farmaco fino appunto ai servizi recentemente avviati, tra cui quello che ha citato lei, che è la vaccinazione Covid, ma oggi sono molti altri e vanno da attività di screening piuttosto che di presa in carico del paziente cronico, o ancora le attività di telecardiologia che stiamo sperimentando da quest'anno e che permettono ai cittadini di effettuare un ECG o un holter da remoto per tramite della rete delle farmacie. Senta, io l'ho anche invitata, Presidente, perché io volevo farle una preghiera. Io, avendo anche il Banco Solidale, occupandomi anche di fragilità da molti anni, trovo assurdo che nei medici di famiglia e neppure nelle farmacie, che sono diventate un punto fondamentale specialmente per le fragilità, non abbiamo più preti, non abbiamo più suore, pochi medici di famiglia, almeno abbiamo la farmacia che è diventata anche un ascolto, oltretutto siete diventati un po' anche psicologi, di avere un elenco delle associazioni di volontariato, ecco, un cartaceo dove anche voi potete dare a queste persone che si rivolgono a voi una possibilità di aiuto, visto che abbiamo queste associazioni di volontariato. Ecco, io l'ho detto anche al dottor Fagian, al dottor Gorini, che anzi adesso il dottor Fagian è diventato anche presidente dei medici di base, e loro mi hanno dato ragione, perché in effetti anche loro non hanno questo elenco, ed è un elenco fondamentale, perché si possono aiutare le fragilità. Nel momento che questo paziente viene dimesso dall'ospedale, se è solo chi lo aiuta. Ecco, si può fare questo, dottor Fagià, unire le forze per vedere se riusciamo ad arrivare a queste persone che non riescono a usare il cellulare, questa nuova tecnologia. Sono i nostri diversamente giovani, dobbiamo un po' coccolarli, visto che abbiamo la possibilità di avere questo mondo del volontariato. Cosa dice, Presidente? Ma assolutamente, mi sembra un'iniziativa pregevole. Noi siamo perfettamente consapevoli che stanno venendo a mancare negli anni dei punti di riferimento per la popolazione, soprattutto per la popolazione più fragile. Lei prima ha citato, diciamo, alcuni punti di riferimento che effettivamente non sono più presenti sul territorio, oppure non sono più riconosciuti anche nel territorio da una parte della popolazione. Penso agli sportelli bancari che stanno chiudendo, agli uffici postali, alle caserme delle carabinieri,
stranieri, alle parrocchie che magari hanno anche difficoltà legate alla crisi delle vocazioni. E la nostra fortuna e uno dei punti di forza è di essere ancora presenti in modo capillare sul territorio e di essere un presidio dello Stato, un presidio sanitario dello Stato, ma di essere anche comunque un'attività di prossimità e di vicinato, e facilmente riconoscibile per la presenza della Croce Verde, e quindi noi siamo assolutamente disponibili a fare questo servizio, diciamo, di carattere sociale, in cui ci riconosciamo perfettamente. E peraltro, insomma, siamo anche impegnati in attività simili, penso alle attività che facciamo annualmente per la raccolta dei farmaci per i cittadini non abbienti, quali il Banco Farmaceutico, piuttosto che la Fondazione Rava per i bambini, ma anche molte altre iniziative che poi tutti quanti noi a livello locale, anche di concerto con le amministrazioni locali, di cui ci facciamo promotori. E ringrazio, perché anche noi con Farmacia per i bambini, che aveva fatto la raccolta, che siamo iscritti alla Fondazione Rava, veramente abbiamo raccolto tantissimo quest'anno, sono aumentate anche le farmacie, perciò ringrazio veramente tanto anche per questa opportunità che poi distribuiamo all'Emporio Solidale. Allora sentiamo anche cosa ne pensa l'assessore Barbara De Nardi, questo ascolto, questo aiuto che si può dare anche aiutando e mettendo assieme il mondo del volontariato, così diviso, così solo e così preoccupato anche lui da questa burocrazia che ci sta sommergendo. Ormai giriamo anche noi col commercialista e dobbiamo anche pagare per fare i volontari, lo trovo un'assurdità incredibile. Prego, assessore. Sì, buongiorno a tutti intanto. È vero, la burocrazia affligge anche il mondo del volontariato, però dobbiamo ricordare che in Veneto è una realtà che fortunatamente è estremamente sviluppata e ha un radicamento nel territorio tale che le consente anche di affrontare le ultime necessità, specie in termini appunto di bilanci e di certificazioni che le ultime normative sul terzo settore hanno anche richiesto. È un mondo importante che va aiutato, tutte le amministrazioni sono chiamate a un impegno forte in questo senso. Diciamo che il mondo del pubblico non riuscirebbe a vivere senza il sostegno del mondo del volontariato, specie in ambito sociale e anche sanitario. Babbo Natale, come commenti queste telefonate, soprattutto quello che ha detto sia il presidente Andrea Bellon che l'assessore Barbara De Nardi? Se non ci fosse il volontariato non so cosa succederebbe, ma soprattutto di unire le forze, di aiutare queste fragilità, specialmente i diversamente giovani che non vanno d'accordo con la tecnologia, pochissime, ma nessuno gliel'ha neanche insegnato, a dire il vero. Prego. Ma magari sanno altre cose che magari a volte sono anche più importanti. Al presidente delle farmacie dico io, siccome finché avevo 700-800 anni andava bene, ma più di 2000 anni mi sento tra i fragili, Babbo Natale si è vaccinato. Questa è la notizia importante. Un bel messaggio. All'assessore dico benvenuti gli assessori che si interessano della gente. Ripeto quello che ho detto prima, no? Cioè, primo punto in quello che è il bilancio dovrebbe essere cosa facciamo per i giovani. Secondo punto, come possiamo lasciar lavorare i volontari, perché da quando hanno semplificato col RUNST tutte le associazioni di volontariato sono andate in crisi, hanno dovuto pagare commercialisti eccetera, e qualcuno ha chiuso perché dice ma è meglio di no, insomma, no, perché è troppo complicato. Allora, se si fanno queste cose qui, che a volte hanno un senso perché a volte no, l'amministrazione pubblica, che poi diciamo direttamente o indirettamente vede anche i benefici del volontariato nel suo territorio, non potrebbe fare degli uffici di consulenza nei quali danno una mano a queste associazioni a fare la parte burocratica, che a volte non è che sia proprio... Cioè, se avete presente, per esempio, ogni volta che si fa un'iniziativa c'è il piano di sicurezza, no? In cui c'è una pagina in cui si dice cosa si fa in caso di attentati, inondazione, terremoto, guerra mondiale, eccetera. Facciamo le cose un po' più ragionevoli e che siano facili. Uno si prende la responsabilità, fa le assicurazioni, eccetera, ma dopo basta, insomma. Cioè, avete pensato come fare qualcosa senza fare una legge
che semplifichi le associazioni, perché così più semplice di così non si può. Una volta si facevano le cose e adesso per farle bisogna fare dei pacchi di carta che sono... E avere un commercialista che ti segue. A volte non basta, perché per esempio alcune associazioni commercialiste che magari avevano ha lasciato perdere, perché con le nuove regole dice devo preparare qualcuno. Complicato. Questo che è un problema che secondo me le amministrazioni dovrebbero porsi. Allora, il comune, che poi non è quello responsabile di queste cose qui, l'unica cosa che può fare, visto che è quello più vicino, aiutate le associazioni con un ufficio di facilitazione, insomma. Allora, dottor Bellon, un'altra cosa importante che volevo chiedergli, ho avuto ospite anche il professor Garatin, anzi colgo l'occasione per fare gli auguri al professor Garatin, mitico professore Garatin, che ha più di 90 anni, gira ancora l'Europa con i convegni, e lui era molto preoccupato per l'assunzione di farmaci, soprattutto di antibiotici. Troppi antibiotici presi, troppi farmaci. Come funziona, dottor Bellon? Eppure, e poi anche... non solo lui, ma anche persone molto competenti che ho avuto, c'è un abuso di questi farmaci. Prego, dottor Bellon. In effetti la tendenza all'abuso di antibiotici è un tema ricorrente e si ripresenta poi più fortemente, insomma, nella stagione invernale, però è qualcosa un po' di trasversale che riguarda tutto l'anno e tutta la tipologia di popolazione. Quello che tipicamente ci capita di affrontare in farmacia è pagare una richiesta di antibiotico a fronte di una sindrome influenzale o parainfluenzale non precisamente definita, soprattutto diciamo nei primi giorni di questa sindrome, e quello che siamo chiamati a dire alla cittadino, al paziente che si rivolge presso la farmacia e che dovesse richiederci un antibiotico è che tipicamente queste forme sono forme virali in cui non è necessario ricorrere all'utilizzo dell'antibiotico, ma è più utile assumere dei farmaci da banco sintomatici, antinfiammatori e antivirali, e eventualmente aiutarsi con qualche integratore immunostimolante. Il più delle volte questi sintomi si risolvono nel giro di 3-5 giorni senza ricorrere all'antibiotico. Avviene in effetti che il cittadino nella speranza di guarire prima, nel timore di avere un peggioramento, tende ad assumere anzitempo un antibiotico, ma questo il più delle volte non è necessario ed è controproducente sia per la salute del paziente sia poi in effetti perché nel lungo periodo quello che si prospetta e che sta avvenendo sempre di più nel corso degli anni è quel fenomeno che si chiama antibiotico resistenza, per cui poi gli antibiotici utilizzati ad oggi e che si utilizzavano in passato diventano sempre meno efficaci nei confronti di ceppi batterici sempre più resistenti. Molto chiaro, dottor Bellon. Allora andiamo a respirare aria buona, andiamo a vedere questo Vittorio Veneto, andiamo con la musica e respiriamo un'aria bellissima. Andiamo a vedere cosa abbiamo a 2 passi da casa.
Allora, Assessore, come commenta questo video molto bello e soprattutto come si sta aprendo anche il turismo in queste località bellissime? Ecco, perché dobbiamo anche capire cosa si fa, se il turista arriva, se ci sono state agevolazioni. Prego. Beh, intanto dobbiamo dire che da quando Vittorio Veneto e l'area circostante è diventata area UNESCO delle colline del Prosecco, ricordiamo che Vittorio Veneto è in core zone, quindi nella parte più tutelata dell'area UNESCO delle colline del Prosecco, c'è stato un evidente aumento delle presenze turistiche, anche degli arrivi. C'è stato un allungamento nell'area UNESCO delle permanenze dei turisti significativo. Ricordiamo che il riconoscimento UNESCO è arrivato nel 2019, quindi siamo al 5° anno ormai, e questo ha portato, come dicevo, un aumento dei flussi turistici, ma anche un aumento della permanenza, che significa che chi arriva attratto magari dalla certificazione dell'UNESCO poi trova qui una serie di attività e una serie di iniziative, oltre che luoghi da visitare, che lo stimolano a rimanere nel territorio, ed è questo un elemento particolarmente importante anche per tutta l'economia del territorio, perché la presenza turistica poi porta con sé tutta una serie di servizi, quindi anche di crescita dell'economia, non soltanto nel comparto turistico in senso stretto, ma anche in altri comparti. Vi faccio un esempio: noi abbiamo le caratteristiche, lo avete visto nel video, che è stato realizzato insieme alla scuola di Maratona, quindi le attività sportive di passeggiate oppure in bicicletta, la presenza consistente di turisti in bicicletta, grazie anche al fatto che Vittorio Veneto è lungo l'asse della Monaco-Venezia, una delle piste ciclabili più importanti d'Europa, ha fatto sì che, ad esempio, recentemente abbia aperto un nuovo meccanico per biciclette che a Vittorio era chiusi tutti da anni, perché appunto può contare sia sui vittoriesi e i veneti che vanno in bicicletta nelle nostre colline, sia appunto sui turisti dall'estero che arrivano per fare questo tipo di sport. Assessore, come coinvolgere sempre più giovani? Perché noi abbiamo bisogno anche di impiegare questi giovani, non possiamo lasciarli che vandalizzino il territorio perché non sanno cosa fare. Come si può per coinvolgerli anche con la bellezza del territorio, con l'arte e la cultura, perché è là che dobbiamo andare a parare con loro? Prego. Sport. Ecco, coglio proprio un'attività che abbiamo fatto venerdì scorso a Vittorio Veneto. Noi possiamo vantare la presenza di un noto street artist che è più noto all'estero che in Italia in realtà, perché non vuole fare molta pubblicità di se stesso. Mike 128, che è da anni anche un formatore del nostro progetto Giovani. Lui insegna ai nostri ragazzi che street art non vuol dire vandalismo, che è una forma di espressione artistica anche pregevole e che conta a livello internazionale personalità riconosciute di altissimo livello, e che è una cosa ben diversa da andare in giro a scrivere scritte magari volgari o fare firme su muri e quant'altro. E quindi anche per rafforzare questo legame tra Vittorio Veneto e la street art, dove sono stati fatti negli anni moltissimi interventi su muri dismessi o muri poco gradevoli alla vista, come un parcheggio multipiano che è dietro al municipio. Venerdì abbiamo fatto una sessione di street art con 6 artisti italiani e che hanno dipinto insieme a bambini e a adulti. Assessore, devo correre purtroppo, ma glielo dovevo dire che il sindaco di Spresiano è stato citato proprio da alcuni cittadini, dei suoi cittadini, perché ha fatto appunto queste pareti con street art che non sono state apprezzate, e invece è veramente una cosa molto bella. Ecco, cosa vuol dire? Ma perché si deve sempre dire no quando c'è qualcosa di utile e di buono anche per i ragazzi? Siamo nel 2025, esiste la street art, in America esiste chissà da quanto tempo, ecco, e noi invece contestiamo un sindaco che sta abbellendo delle brutture. Cosa vuole dire anche al sindaco della Pietra, che poveretto, devo dire la verità, ci è rimasto anche male?
Mi dispiace per Marco, che conosco, è un collega amministratore anche lui. A Vittorio Veneto sono ormai quasi 10 anni che lavoriamo con la street art e le persone apprezzano molto, tanto che man mano negli anni gli interventi che ci sono stati non sono mai stati contestati o criticati. E devo dire, questo non solo abbellisce la città, ma ha fatto sì che i ragazzi abbiano imparato che il territorio va rispettato, va amato, va abbellito e arricchito nei limiti della legalità. Allora andiamo a vedere il servizio, perché merita, perché veramente anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Mi sa che la Befana porterà più carbone ai genitori che ai bambini e ai ragazzi. Andiamo a vedere. Attorno alle mura della stazione dei treni di Spresiano si sta consumando un vero e proprio scempio dei beni dello Stato, con la complicità del sindaco che ne permette l'imbrattamento, causando un brutto vedere da chi arriva da fuori, segno di indecorosa tenuta del territorio. Firmato Cittadini di Spresiano. È il contenuto dell'esposto arrivato via PEC all'indirizzo del sindaco Della Pietra. No, sono fortemente infastidito, ma anche perché non ti firmi Cittadini di Spresiano. Cittadini di Spresiano vuol dire tutto il paese. Io, guardate, ho avuto manifestazioni di stima e di gioia e continuo a averne riguardo quei graffiti. Per cui, ecco, firmati alcuni cittadini, oppure scrivi nome e cognome, che è anche più facile, così sappiamo chi siete e magari ci troviamo qua e facciamo 2 chiacchiere assieme. Lo sfogo arriva direttamente dal sindaco, che si è affidato ai social per denunciare quanto accaduto. Un attacco sferrato non tanto al primo cittadino, dice, quanto a un progetto di riqualificazione del territorio. Dovrebbe essere capito il progetto, lì c'è una progettualità in atto. Noi abbiamo chiesto alle Ferrovie dello Stato se potevamo utilizzare i loro muri per fare questo tipo di street art. Chi ha fatto questi lavori è un noto artista del settore che gratuitamente si è messo a disposizione, ma no, tutto ciò è prodromico a una progettualità che inizierà con il prossimo anno per i nostri giovani che volessero avvicinarsi a questo tipo di arte per appunto dare sfogo alla loro creatività. L'invito del sindaco resta quello di contattarlo. Poi onestamente da sindaco la cosa che un po' mi infastidisce, lo si faccia in forma anonima. Farlo così secondo me insomma è poco dignitoso, e non dico che nasconda una malafede di fondo, però anche sì. Allora, Babbo Natale, cosa diciamo a queste persone, o una persona, magari una sola, chissà, perché così anonimo puoi pensare di tutto e di più, ecco, cosa vuole dire? Mi ricordo di un dittatore europeo che faceva bruciare i quadri che non capiva, no? Perché diceva che erano degenerati. Abbiamo perso un po' di Matisse, un po' di De Chirico. Cioè, se uno non capisce l'arte se la fa spiegare, no? Cioè, non sei sicuramente l'avvocato si parla con un esperto. Poi c'è arte che può piacere di più o di meno. Certo che il muro di cemento grigio, se per lui è meglio di un muro con un bel dipinto, ho visto qualcosa, è anche un bel lavoro ben fatto, cioè, non ci siamo. Non ci siamo. Allora andiamo a vedere invece questa fuga farmacisti di Treviso, poi la commentiamo col dottor Bellon. Il 74% è insoddisfatto della retribuzione, il 43% della realizzazione professionale per la carente prospettiva di carriera e il 44% ha espresso difficoltà a conciliare vita privata e lavoro. È quanto emerge dall'indagine sullo stato di benessere tra i farmacisti, 212 professionisti coinvolti nello studio presentato a livello nazionale, che ha portato alla luce una generale e diffusa insoddisfazione della categoria. Il 69% degli intervistati ha valutato altre offerte di lavoro anche diverse dal farmacista, mentre il 62% ha dichiarato che se potesse tornare indietro non sceglierebbe questa professione. Da sottolineare però che dall'indagine emerge anche come il 73% dei farmacisti si dica soddisfatto del rapporto con la clientela e il 63% per il clima organizzativo tra colleghi, dati diversificati a seconda dell'età degli intervistati. Rispecchiano, mi permetta di dirlo, anche quella che è un po' il mercato del lavoro in generale, un po' tutte le professioni sono in crisi. Sicuramente c'è una grande polarizzazione tra chi ha una grande esperienza di lavoro, quindi gli over 60, rispetto a quelli che sono i neofiti della professione, con gli ultimi che sono sicuramente più critici. Intanto i numeri parlano di una diminuzione delle iscrizioni alla facoltà di farmacia, come calano gli iscritti all'ordine. Dopo la carenza di medici e infermieri, dunque, si potrebbe
potrebbe prospettare anche una difficoltà a reperire farmacisti, un problema che sta già emergendo se si considera che il 67% delle farmacie lamenta la difficoltà ad assumere personale. Il rischio c'è ed è già attuale, perché molte farmacie che si trovano a perdere un collaboratore fanno fatica in questo momento a reperirne di nuovi. Lo studio, in collaborazione con l'Università di Venezia, voleva proprio portare alla luce i punti critici della professione, ma anche i punti di forza, il contatto con il pubblico e la possibilità di dare una risposta ad un bisogno di salute immediato. Per rimediare a questo malessere sono stati individuati 8 punti di intervento contenuti nel manifesto per il welfare dei farmacisti, dagli incentivi all'equilibrio vita-lavoro, dagli spazi e mobilità al benessere, dallo stare insieme tra colleghi anche al di fuori della farmacia, al coinvolgimento nella comunicazione. Per dare dei suggerimenti fondamentalmente operativi, in modo tale che chi possa o voglia intraprendere un percorso di modifica all'interno della propria farmacia per creare un ambiente di lavoro più appetibile da parte dei collaboratori abbia già dei punti fermi su cui poter lavorare. Allora, prima di sentire il Presidente Bellon, so che Babbo Natale voleva intervenire. Prego, Babbo Natale. No, stavo pensando a quel bambino lì steso sulla spiaggia, è una letterina che non è mai arrivata a Babbo Natale. Presidente Bellon, come commentiamo questo servizio? Allora, si tratta di un'indagine che non abbiamo commissionato noi, in cui però insomma certamente ci ritroviamo in buona parte. Posso senz'altro confermare che anche la nostra attività, come molte professioni, in particolare le professioni sanitarie, hanno vissuto degli anni difficili in termini di difficoltà lavorative e anche reperimento effettivamente di colleghi a fronte di un lavoro che è diventato e sta diventando sempre di più impegnativo. Pensiamo anche alla nostra professione, a cui viene oggi richiesto di fare qualcosa di più della semplice dispensazione del farmaco, e che ovviamente richiede delle competenze, la disponibilità a studiare, ad approfondire dei temi nuovi e quindi un approccio diverso. In questo senso poi è stato detto che c'è una difficoltà nel raggiungere un numero adeguato di studenti iscritti al corso di laurea. Questo in effetti è vero e dipende anche in parte dal fatto che il corso di laurea in farmacia è un corso bellissimo che mi sento di raccomandare a molti ragazzi, e tuttavia va riconosciuto che è un corso di laurea molto impegnativo. Il corso di laurea in farmacia è un corso quinquennale, è una laurea abilitante, e questa è una bella cosa, però è anche un corso di laurea quinquennale con obbligo di frequenza, e quindi richiede un impegno e richiede anche da parte nostra e delle istituzioni una riflessione rispetto a quelle che possono essere le iniziative per cercare di avvicinare più facilmente gli studenti al nostro corso di laurea. Ci sono degli aspetti positivi che sono stati evidenziati e che riguardano quello che è, diciamo, l'ambiente lavorativo e il rapporto con la cittadinanza. La professione di farmacista, secondo me, è una delle professioni che ancora oggi tra tutte è la più gratificante. Noi abbiamo un ambiente di lavoro che è oggettivamente piacevole, la cittadinanza ci riconosce nel nostro ruolo di operatori sanitari, ma anche, come dicevamo prima, di persone con cui stabilire un rapporto umano, un rapporto confidenziale. I cittadini finiscono con il raccontarci evidentemente con i loro problemi di salute, anche i loro problemi familiari, le loro debolezze, e questo rapporto è molto gratificante ed è molto formativo anche per i giovani colleghi. Grazie dottore, devo chiudere, la ringrazio, è stato con noi, buon Natale anche a lei, speriamo che questa letterina arrivi a Babbo Natale, di informare tramite anche il cartaceo nelle farmacie ma anche nei supermercati, questa possibilità di aiutare le fragilità, visto le 7.500 associazioni di volontariato che abbiamo, perché se rimaniamo divisi troveremo sempre il fragile da solo a
casa. Grazie veramente, dottor Andrea Bellon, presidente Federfarma Veneto, di essere stati con noi. Buon Natale. Sentiamo come ci saluta velocemente l'assessore Denardi. Prego, assessore. Buon Natale a tutti quanti voi, un invito a venire a Vittorio Veneto fino al 6 gennaio. Abbiamo tantissime iniziative organizzate insieme alle associazioni alle quali abbiamo dato una mano per citare il ragionamento giustissimo fatto da Babbo Natale prima. Abbiamo dato una mano coordinando gli eventi e anche sostituendo, grazie all'impegno degli uffici del Comune, alcuni adempimenti che in passato erano gravati sulle associazioni, facendo in modo che appunto gli uffici si sostituiscano e aiutino queste associazioni. Grazie assessore, grazie anche all'assessore Barbara Denardi di essere stata con noi, assessore al turismo e all'innovazione per Abitare di Vittorio Veneto. Adesso gli auguri li fa Mirella, a tutti i tecnici, a tutti i giornalisti, a tutta questa grande squadra di Media Nord-Est. Non li elenco tutti perché sono tantissimi, ma è un grande abbraccio a tutti, un grande abbraccio a voi a casa che mi supportate, che mi aiutate, veramente un grazie, siete la mia benzina, io sarò anche il motore, ma se non ho la benzina, Babbo Natale, anzi devo scriverti una letterina che avrò bisogno sempre di più benzina, visto come stanno andando le cose, non vedo molta luce nel tunnel per il 2025 per quanto riguarda l'aiuto alle persone e al mondo del volontariato, ma vi voglio un gran bene, vi dico veramente grazie di esserci, se non ci foste dovremmo inventarvi. Qualcun altro ha copiato anche la nostra formula della grande famiglia perché funziona, è una formula bellissima per far capire che i valori sono anche all'interno della famiglia. Babbo Natale, che auguri ci fai? Beh, intanto ho passato avanti la letterina dell'assessore visto che aiuta le associazioni e gli auguri di buon Natale, che sia un Natale, a noi va anche abbastanza bene chi non ha qualche problema personale. Io penso sempre a quelli che se sentono la sirena, come si dice, devono andarsi a nascondere, soprattutto a quei bambini lì, perché a parte gli scherzi, come facciamo a portargli i regali? Facciamo anche gli auguri alla grande famiglia Giannakopoulos. Oh sì, a Giovanni, a Filippo, alla Caterina, a tutti quanti, gli vogliamo bene, lo sanno, e ci vogliono bene, lo sappiamo. Buon Natale. Buon Natale veramente, grazie anche al nostro Babbo Natale per aver capito l'importanza di esserci questa mattina per salutare questo bambino che non c'è più, questi bambini che forse avremmo dovuto proteggere di più, accoglierli di più e veramente aiutarli in un percorso che per loro è finito troppo presto. Ecco, io devo dire che bisogna ricordare, non bisogna dimenticare, anche se è Natale. Grazie, a presto e non so dire altro perché questa immagine mi toglie il respiro. È la strage degli innocenti.